Edizione straordinaria di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, giornata davvero ricca di notizie. Oggi si è aperta la consultazione sulla piattaforma Rousseau per dare il via libera o meno al governo del presidente incaricato Mario Draghi. Si vota dalle 10 alle 18, qui con me c'è Simone Scarabella e tra pochissimo parleremo con lui. Buongiorno Simone. Togliamo pure la mascherina perché la distanza ce lo consente. Collegato abbiamo Nicola Finco, Lega Nord, consigliere regionale. Buongiorno anche a Nicola Finco, eccolo là, buongiorno. Buongiorno a lei e un saluto anche all'amico Scarabella. Ciao Nicola. Allora, una giornata molto importante, è partita anche la conferenza delle regioni che si dovranno esprimere e dare il loro parere sulla possibilità di mobilità tra regioni, dunque a partire dal 15 febbraio si potrebbe tornare a spostarsi tra regioni, ma in apertura andiamo immediatamente dalla nostra Gabriella Basso che si trova a Vicenza. Buongiorno Gabriella, che è con il suo ospite. La notizia della giornata è quella della bomba carta che sarebbe stata lanciata nei pressi della casa dell'eurodeputata del Partito Democratico Alessandra Moretti, ma vedo che sei insieme con la finanza. Buongiorno Gabriella, dici tutto. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, la notizia di oggi per quanto riguarda Vicenza è sicuramente questa bomba carta che sarebbe stata fatta ad esplodere nella via dove c'è anche l'abitazione dell'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Si sta indagando, la squadra mobile e Digos stanno indagando su questo fatto. Ci sarebbero anche già delle possibili persone che sarebbero state avvistate lì in zona nell'arco orario in cui poi è esplosa la bomba carta. Vi ricordo che è successo nella notte tra lunedì e martedì, ma ovviamente le indagini sono in corso e c'è stretto riservo al riguardo, anche se già l'europarlamentare ha commentato via Facebook questa situazione che la vedrebbe appunto coinvolta. Con me invece c'è il tenente colonnello Alessandro Di Stefano della Guardia di Finanza di Vicenza. Noi siamo qui invece a Schio perché è un'operazione che vede coinvolta proprio in modo particolare Schio, ma anche altre aziende del Vicentino e non solo, perché riguarda anche un'azienda del Trevigiano. Ma per avere i dettagli di questa operazione che si chiama Triangolo Scaleno abbiamo appunto il tenente colonnello Alessandro Di Stefano a cui passo l'auricolare, che così ci può sentire e ci può spiegare un po' di cosa si tratta, perché ovviamente è una truffa a carosello dove vede coinvolte l'obiettivo è l'evasione fiscale. Sì, buongiorno. Abbiamo comunicato oggi una importante attività svolta dalla Guardia di Finanza di Vicenza, in particolare dagli uomini della tenenza di Schio, a contrasto di una frode carosello. In particolare era stato evidenziato attraverso un'analisi di polizia economico-finanziaria un soggetto della provincia di Vicenza in qualità di società cartiera. Le successive attività di polizia amministrativa prima e polizia giudiziaria dopo hanno consentito di porre in luce un giro d'affari di oltre 4 milioni di euro con una frode all'IVA per quanto riguarda la provincia di Vicenza di oltre 1.200.000 euro e il coinvolgimento di 9 società ubicate principalmente nel nord Italia, una delle quali abbiamo detto nella provincia di Treviso, che hanno beneficiato di queste operazioni truffaldine in danno della collettività. Ecco Anna, se hai bisogno di fare qualche domanda al tenente colonnello, ma di qualche specificazione? Sì, a dare il via all'indagine, che cosa è stato? Ci sono state segnalazioni, come insomma spesso avviene in questo canale che c'è tra le forze dell'ordine e i cittadini. Qual è stato un po' il punto di partenza? Oggigiorno il via a queste indagini viene dato dall'importante utilizzo massivo di banche dati sviluppato dal Comando Generale, dal Comando Provinciale di Vicenza in questo caso, che ha portato alla luce un soggetto che presentava diverse incongruenze. Successivamente l'attività della Guardia di Finanza sul territorio è stata quella di chiarire che il soggetto effettivamente non aveva una consistenza operativa, non aveva una propria struttura lavorativa, e successivamente sono stati fatti tutti gli altri approfondimenti fino anche alle movimentazioni bancarie, l'esame delle movimentazioni da e per l'estero e tutto quello che ha poi consentito di smascherare questo carosello.
Grazie. Ecco, giusto per qualche ulteriore specificazione, la ditta trevigiana è di Montebelluna. In questo momento da parte della Procura di Vicenza non è stata effettuata nessun sequestro cautelativo per quanto riguarda questa azienda, perché sarà poi la Procura competente di Treviso eventualmente a doverlo fare. Grazie Gabriella Basso e al Tenente Colonnello tuo ospite, grazie per questo aggiornamento. Insomma, poi ovviamente questa sera vedremo il servizio realizzato con la conferenza stampa. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Buona giornata. E noi apriamo la pagina della politica, torniamo ai nostri ospiti perché appunto come dicevamo, allora andiamo subito da te Simone Scarabel. Hai votato adesso sulla piattaforma Rousseau prima di venire qui in studio da noi? Sì, ho votato un'ora fa, insomma. Si può dire? Sì, l'ho pubblicato nei miei vari canali, ho votato sì per le motivazioni, insomma, che dopo essere stati presenti con 2 governi Conte in maggioranza, se non altro cercare di tenere salde quello che è stato fatto, i risultati ottenuti. Poi c'è stato in aggiunta questo super ministero sulla transizione ecologica, che è una delle nostre stelle principali, quindi avere la possibilità di guidare questa transizione, che significa veramente creare nuovi posti di lavoro e trainare lo sviluppo dei prossimi anni per l'Italia, con un bagaglio di 60 miliardi che sono resi disponibili dal Recovery Plan, è sicuramente un validissimo motivo. Allora, intanto a beneficio dei nostri telespettatori vi diciamo qual è il quesito a cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle dovevano dare risposta oggi, e lo potranno fare fino alle 18. Il quesito è questo, è stato formulato: sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica, quello che appunto hai detto Simone, e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi. Questo è il quesito, lo stiamo leggendo, eccolo qua, questo è il Fatto Quotidiano, questo qui è appunto la schermata, vedete, del portale Rousseau. Allora, chiederei subito a Nicola Finco che cosa ne pensa di questo quesito, come è stato formulato, come è stato posto, e cosa ne pensa anche del fatto che sia stato fatto slittare la votazione di un paio di giorni. Ma cosa vuole? Siamo all'ennesima farsa, cioè questi hanno preso tempo, qualche giorno, per fare un accordo politico con Draghi, per avere in cambio, loro che sono nati contro le poltrone, hanno temporeggiato per chiedere delle poltrone a Draghi, infatti hanno chiesto il Ministero per la transizione ecologica, che bisognerà capire bene nel dettaglio che cos'è questo Ministero, perché voglio dire, mi sembra che attualmente il Ministro per l'Ambiente si chiama Sergio Costa ed è espressione del Movimento 5 Stelle. Forse è un ministero che in questi anni non ha fatto un grande lavoro e non si è magari dimostrato uno tra i migliori ministeri del paese, però vorrei capire che cos'è questo Ministero per la transizione ecologica, perché in teoria un ministro dell'ambiente dovrebbe già aver avviato tutta una serie di procedure per un'economia green. Oltretutto, quando noi parliamo di ambiente, non è un qualcosa che riguarda solamente il Ministero dell'Ambiente, ma che riguarda un po' tutti i vari ministeri che rappresentano la macchina governativa di questo paese. E comunque siamo di fronte ad un quesito farsa, perché ovviamente è chiarissimo quale sarà il risultato, perché sarà ovviamente un sì, quindi faranno il governo assieme a noi anche e ovviamente a Draghi, però è chiaro che questa è una mossa di Grillo, cioè un comico che non si è mai candidato, non ha mai preso un voto, che sta condizionando la sua componente politica, che per carità da quello che leggo è divisa e si sta dividendo per bene, basta leggere le dichiarazioni ad esempio di Alvise Maniero, che è uno dei primi sindaci grillini del Veneto e che oggi si trova in netta contraddizione, e oggi c'è il fronte Grillo da una parte e il fronte Casaleggio di Battista, che hanno tenuto 2 giorni di suspense, diciamo, per decidere che cosa fare, però come le altre votazioni sulla piattaforma Rousseau, insomma, è l'ennesima dimostrazione che insomma non decidono nulla, sono nati contro il potere, ma oggi rappresentano la miglior forma di potere di attaccamento alle poltrone, perché le stanno studiando tutte. Uno, per non andare al voto, ma vabbè, questo non lo vuole neanche Mattarella, ma 2 che sanno benissimo che se loro se ne vanno a casa questi non tornano più a governare il paese, quindi le stanno
architettando. Un attimo Nicola, facciamo rispondere subito Scarabelli. Come la possiamo definire? C'è stata evidentemente, no, all'interno del Movimento 5 Stelle un momento anche di rottura, no? Insomma, le dichiarazioni di Battista le conosciamo tutti e sono state pubbliche. Come la possiamo definire e anche giustificare, no, questa diversa versione ed evidentemente anche la svolta verso Draghi espressa da questo tipo di quesito? Sicuramente avremmo preferito tutti che continuasse l'esperienza del governo precedente, il governo Conte, su cui tutti abbiamo la nostra massima stima e che abbiamo cercato in tutti i modi di prolungare quell'esperienza di governo. Non è stato possibile perché qualcuno, tra un volo a Riyadh e un altro, ha voluto innescare una crisi di governo, diciamo, al buio. Il Presidente Mattarella in qualche modo è riuscito a portare il peso massimo diciamo, sul palcoscenico internazionale Mario Draghi, e questo ha sbaragliato tutti gli scenari possibili. Cioè, la situazione che comunque il Presidente Mattarella ha detto chiaramente che a prescindere dalle volontà delle forze politiche in questo momento è assurdo poter pensare di andare a votare, non se ne sarebbe parlato fino a giugno, poi scatta il semestre bianco, insomma. Quindi anche per questo che voi potete accettare il banchiere centrale come Draghi, no? Contro il quale insomma vi siete sempre espressi. Non abbiamo mai fatto una questione chi c'è, chi non c'è, a noi basta che le nostre cose vadano avanti. Abbiamo giustamente posto le condizioni perché comunque per noi non è che qualsiasi cosa andava bene, è un passo ulteriore, diciamo, che va verso una maturazione del Movimento 5 Stelle. Non dico che sarà indolore perché sicuramente è un passo molto importante, però non credo che le riflessioni possano ricadere solo dentro il Movimento 5 Stelle. Io sarei curioso di vedere una consultazione simile, magari anche con un quesito fatto da Matteo Salvini di suo pugno, che consulti la base leghista, insomma, perché non credo che quella svolta sia meno indolore o meno, diciamo, un'inversione sul fronte dell'europeismo. Cioè, siamo passati da presentarsi alle elezioni con la scritta no euro a votare a favore del recovery plan nel giro di veramente di qualche ora. Ecco, allora Finco, secondo lei la Lega è compatta sulla posizione di Salvini su questa svolta? Avete visto che insomma la parola svolta è quella che abbiamo scelto di utilizzare come titolo, perché fondamentalmente stiamo parlando di due partiti che superano, no, determinate posizioni che hanno sempre difeso per questo governo sostanzialmente nazionale. La Lega è compatta in questa direzione? Ma guardi, noi siamo rimasti ormai uno dei pochi partiti presenti sul panorama politico nazionale che ha ancora una base radicata sul territorio, ancora i militanti e le sezioni. E posso dirlo tranquillamente che la base è assolutamente calma in questo periodo e ha capito anche la scelta che è stata fatta da parte del nostro movimento. Cioè, dal momento in cui Mattarella ha detto al voto non si va, le soluzioni ovviamente potevano essere solamente due. Allora, o andare all'opposizione e quindi lasciare diciamo il compito a un'ipotetica maggioranza di gestire questi 209 miliardi, magari chissà in quale modo, e magari creando anche delle difficoltà al Paese, oppure, visto che ad oggi, sondaggi alla mano, siamo ancora il primo partito d'Italia, ci siamo presi anche la responsabilità di dire noi siamo pronti a giocare la nostra partita, purché ovviamente non sia un governo che faccia gli interessi di una o l'altra parte politica, ma che sia un governo che punti a rilanciare questo Paese. Sarà per carità un governo di transizione, durerà un anno e mezzo, non lo so, sicuramente a mio parere non durerà fino al 2023, però servirà per mettere in piedi quelle riforme magari non del tutto politiche, ma che permetteranno a questo Paese di essere rilanciato, anche perché dobbiamo essere consapevoli che se fallisce anche l'operazione Draghi, cioè l'alternativa è che arrivi la Troica, perché la politica ha già dimostrato col governo 5 Stelle e PD di aver fallito del tutto. Ovviamente si è inserito anche Renzi. Se il capo il Presidente della Repubblica non ci permette di andare a votare, oggi quali sono le alternative? Quindi noi sulle tematiche e su quelle che sono le strategie per rilanciare il Paese ci siamo e siamo pronti anche a fare la nostra parte. Per quel che riguarda l'Europa, siccome in questi giorni stiamo leggendo un po' di tutto, ecco gli anti-europeisti che entrano al governo, noi non è che siamo contro l'Europa, noi siamo sempre stati contro a un certo modello di Europa, che è cosa ben diversa. Cioè, penso che oggi sia anche diritto di una componente politica dire che magari tutto quello che c'è in Europa non funzioni. Penso che se lo chiediamo a qualsiasi cittadino e gli chiediamo cosa ne pensa dell'Europa, penso che nessuno sia, almeno i cittadini italiani,
così felice di questo sistema. L'Europa è ovviamente un qualcosa di utile, ma ovviamente deve essere rivisto e anche, diciamo, riformato, perché siamo veramente di fronte a un ente che negli anni ha dimostrato di essere forte da un punto di vista economico e monetario, ma debole su tante altre politiche. Basta vedere adesso la questione dei vaccini. E un altro punto che io voglio aggiungere è che il problema del futuro governo non sarà solamente quello di dire facciamo un nuovo recovery plan e buonanotte. Questo è un paese che ha bisogno di riforme importanti da un punto di vista della giustizia, da un punto di vista amministrativo, della burocrazia e anche dell'assetto istituzionale del paese. Perché forse uno dei problemi principali che hanno anche bloccato la crescita del paese in questi anni sono tutte quelle riforme che vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, non sono mai state fatte nel corso degli anni da parte delle varie componenti politiche. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte. Vedremo se, e al momento non abbiamo chiesto i ministeri per la transizione degli interni di una o dall'altra parte. Noi abbiamo detto siamo pronti a ragionare su una serie di riforme che possono fare del bene al Paese. Voi avete già, diciamo, incassato e accettato il no alla flat tax, che insomma è stato dichiarato da Draghi, con quella riforma fiscale che potrebbe essere progressiva. In tanti hanno paura che con l'arrivo delle prime 2 o 3 navi di migranti tra qualche mese questo siamo tutti pronti a fare la nostra parte, che arriva non solo dalla Lega ma insomma da parte di tutte le compagini politiche, questa alleanza possa saltare. È una paura reale secondo lei? Ma guardi, la politica è fatta anche di mediazioni, quindi è ovvio che noi non è che possiamo entrare a gamba tesa e chiedere il nostro programma politico all'interno di un governo sostanzialmente istituzionale, se così lo vogliamo definire. Però è ovvio che determinate partite che riguardano il rilancio del paese e dell'economia e che possono anche riguardare la tematica immigrazione, però un conto è affrontare la tematica immigrazione come magari la affrontano gli altri paesi europei, un conto è affrontarla come magari è stato fatto nell'ultimo anno oppure negli anni passati, non quando governavamo noi, con le porte aperte e tutti dentro, che è cosa ben diversa. Noi, se le persone hanno i requisiti per entrare, possono entrare, ma non è che possiamo spalancare le porte all'universo mondo e dire che bella è l'Europa quando l'Europa poi si abbandona a questo problema e noi ce lo dobbiamo risolvere a modo nostro. Quindi sarà sicuramente una tematica, ma noi faremo la nostra parte, ovviamente nel rispetto degli interessi del Paese, ma degli interessi anche insomma del governo che si andrà a costituire. Comunque il tema, la parola chiave è mediazione. Scarabella, a proposito di mediazione, di fatto voi che avete governato con Lega Nord, avete governato con il Partito Democratico, in questo grande governo voi dovrete governare anche con Berlusconi, che è il vostro primo nemico. Come si spiega questa svolta? Sempre in un'ottica ovviamente di abbiamo una possibilità e dobbiamo esserci, o lei pensa che che davvero il Movimento 5 Stelle stia affrontando anche un cambiamento di natura anche al suo interno? Io credo che la cosa sia reciproca. È vero che noi dovremo governare con Berlusconi, ma è anche vero che Berlusconi e Forza Italia dovranno governare con noi, così come vale per la Lega Nord. Quindi credo che là si misureranno veramente i pesi e la bontà delle proposte che vengono fatte dagli schieramenti. Siamo in un momento particolare. Quando ci si limita a fare le cose necessarie per il futuro di questo Paese, io credo che tutte le bandierine politiche possono essere messe nel cassetto e veramente le soluzioni poi si vada a prendere quelle di assoluto buonsenso. Se si mantiene questa linea qua, io non credo che ci saranno particolari frizioni. Sul discorso anche dell'immigrazione, fa piacere che Salvini anche là nel giro di 24 ore ha detto che vanno bene le regole europee così come sono fatte già adesso, però è logico che Draghi non potrà limitarsi a una questione della redistribuzione, è necessario che l'Europa faccia un passo in più, così come lo ha fatto con questo importante recovery plan che per la prima volta ha messo sul piatto questa notevole quantità di miliardi. Secondo me è necessario mettere sul piatto altrettanti soldi magari da investire in quei paesi in via di sviluppo per far lavorare le nostre imprese europee, perché quello sarebbe un vero deterrente a fronte di questi continui arrivi. Questo bloccherebbe anche questa assurdità di arrivare qui con delle navi, con dei mezzi di fortuna. Se si creassero veramente delle commissioni in loco potremmo assolutamente attivare dei canali assolutamente regolari, perché comunque l'Europa avrà bisogno nei prossimi anni di ulteriore manodopera. C'è qualcosa che non sarete disposti
disposti ad accettare in questo governo di mediazione? Esempio, reddito di cittadinanza. Lei sa qualcosa in più di noi sulla posizione di Draghi in merito? Io credo che, per carità, tutte le cose sono migliorabili. Sicuramente la parte delle politiche attive sicuramente ha bisogno di un miglioramento, ma non c'è stato neanche modo di verificare la bontà o meno, perché comunque era tutto bloccato durante questo anno balordo della pandemia. Però sicuramente sui miglioramenti non credo che ci saranno assolutamente dei veti. Sul tornare indietro, quello Non credo, lo cancellerà, no, insomma. no, ma sarebbe anche assurdo che in una situazione del genere si parlasse di cancellare il reddito di cittadinanza. Secondo me nulla vieta di modificarlo, così come per le proposte che è stato toccato appunto il settore della giustizia, è sicuramente importantissimo, è anche uno dei motivi per cui gli investitori stranieri non investono in Italia, cioè se non hai la certezza su cui questo governo non ha retto. È anche uno dei temi, sì, è inutile nasconderlo, Italia Viva e non solo ha avuto delle perplessità, diciamo, su questi fronti. Sappiamo che è uno dei nervi scoperti e la vedremo se il peso politico di Draghi farà propendere comunque per una soluzione anche là che vada di buon senso e che non vada a strizzare l'occhio né da una parte né dall'altra. Devo andare in pubblicità e ci vediamo tra poco. Eccoci, ben ritrovati ancora a diretta di Antenna 3, tra pochissimo il punto stampa del Presidente Zaia. Devo farvi vedere delle immagini spettacolari e andare a Campo San Piero, quindi devo salutare i nostri ospiti. Simone Scarabel, Movimento 5 Stelle, la consultazione finisce alle 18. Anch'io non mi aspetto sorprese, è vero che il quesito, diciamo, porta a una risposta affermativa, ma esattamente come quando siamo andati a votare per l'autonomia, chiunque leggeva quel quesito gli veniva da rispondere sì. Però sull'autonomia volevo lanciare una provocazione a Nicola. Io mi auguro che Draghi veramente possa chiamare magari Luca Zaia al posto di Boccia per poter provare a realizzare l'autonomia con questo nuovo governo. Vedremo come andrà. Grazie Scarabel. Finco, cosa risponde? Penso che il Presidente in questo momento sia impegnato a governare bene la nostra regione, però è ovvio che queste saranno scelte che farà il Presidente, ma non me lo immagino in questo momento all'interno di una compagine governativa. Quindi pensiamo a fare il bene per il nostro territorio, a mettere soprattutto in sicurezza i nostri cittadini e poi speriamo si torni presto alle elezioni e ci sia veramente un governo politico che possa fare anche delle scelte importanti come quella ovviamente dell'autonomia del Veneto. Un governo deciso dal popolo. Grazie ai miei ospiti Nicola Finco, Simone Scarabel. Chiudiamo questa breve pagina politica e saluto e ringrazio per essere qui con noi il direttore tecnico dell'ULSS 6 Eugania, quindi siamo a Padova, Tommaso Caputo. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei. Allora, grazie per essersi collegato con noi e io chiedo subito alla regia di far vedere queste immagini spettacolari della nuova elisuperficie dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, perché lei è la mente che di fatto l'ha progettata e poi insieme alla sua squadra l'ha realizzata. Allora, un intervento volante, così l'hanno definito ardito, svetta a 41,5 metri d'altezza, un diametro di 24 metri. Le immagini sono bellissime, ci spiega la genesi, insomma, di questo progetto e la sua realizzazione. Il progetto nasce con la decisione di destinare l'ospedale di Campo San Piero a CTO, Centro Traumatologico Ortopedico Valenza Regionale, ancora nel 2015. Ha avuto una gestazione importante sia nella sua fase decisionale, scegliere la sua migliore, sia nella sua fase realizzativa. Quello che stiamo vedendo adesso è di fatto il risultato finale. È praticamente esattamente quello che vedranno gli elicotteri fra 3 o 4 mesi quando l'elipiazzuola sarà attiva. Mancano ancora lavori di finitura, di pavimentazione, di impiantistica, ma la struttura è esattamente quella che vedrà poi l'elicottero in arrivo. Perché si è scelto, direttore, una struttura non a terra come altre elisuperfici, ma così, diciamo, in aria, nel cielo? La scelta è stata lunga e difficile. Abbiamo scartato subito la soluzione a terra per 2 serie di motivi. Uno, normativo. Questa elipiazzuola vuole essere un'elipiazzuola, non una sosta, un punto di arrivo in emergenza, ma una elipiazzuola che possa in futuro operare anche con continuità e quindi anche
adeguata al volo notturno. Per dare questa potenzialità bisogna rispettare delle norme molto rigide che hanno di fatto reso impossibile un'elipiazzuola abilitata a terra. Ricordiamoci che Campo San Piero è tra una ferrovia e una viabilità e quindi in un posto molto delicato. È logico che più ci si alza da terra, migliore è l'arrivo dell'elicottero, certo, ma soprattutto anche il suo arrivo in modo differito in funzione dei dominanti e la possibilità di la via di fuga in caso di criticità in fase di atterraggio. A questa considerazione se ne è aggiunta un'altra, quella di portare l'elicottero e quindi il malato nel punto più centrale possibile, perché il trasporto nell'ambulanza ha un senso se è inserito in una filiera di massima velocità, certo, e quindi il vantaggio di avere l'arrivo in elicottero e con l'uso solo di un ascensore andare in sala operatoria piuttosto che in pronto soccorso, piuttosto che in radiologia, è sicuramente un valore aggiunto. Questo rappresenta, direttore, forse il nuovo corso, no, della sanità. Adesso c'è anche il programma La costruzione del nuovo ospedale di Padova, quindi l'efficienza del sistema sanitario parte anche da qui, da un'efficienza delle strutture affinché i tempi siano, l'operatività insomma sia massimizzata e i tempi invece minimizzati, è vero? Cioè, lo chiediamo ad un ingegnere ovviamente. Assolutamente, ma non solo nella fase dell'emergenza, anche nella operatività quotidiana. Si vedeva nello sfondo del filmato prima che a servizio dell'elipiazzuola c'è una nuova torre che con una scelta un po' coraggiosa è stata inserita con un'attività quasi chirurgica proprio nel cuore dell'ospedale e che ci consentirà quindi non solo di servire dall'elipiazzola i vari momenti dell'emergenza, ma anche di ricucire molto più velocemente pronto soccorso con degenze, sale operatorie, con radiologia, aggiungendo 2 ascensori montaletighe dedicati, e sappiamo che oltre all'immediatezza nei percorsi oggi sta prendendo sempre più peso la separazione dei percorsi, quindi un potenziamento dei collegamenti in assoluto dentro l'ospedale. Senta, allora ci racconta un po' come sono andati i lavori. Lei ha detto quello che avete visto ad occhio nudo è soltanto un frammento del grande lavoro però che c'è dietro, no? Lo studio ma anche il tipo di realizzazione per creare una struttura, diciamo così, particolare, così avveniristica. Certo, tralasciamo i tempi della burocrazia che purtroppo sono necessari e sono comunque garanzia di qualità. La realizzazione di questa struttura ha richiesto 2 anni. Siamo partiti nel giugno del 2019, confidiamo di essere attivi con il giugno del 2021. Ma quello che si vede oggi, che tra l'altro è stato assemblato in 15-20 giorni, quindi sembrerebbe quasi un lavoro veloce, è il frutto di tanto lavoro a terra, tanto lavoro di ingegnerizzazione. Lo stesso uso del drone non è scenografico. Il drone è stato uno strumento che abbiamo dovuto e voluto utilizzare per seguire attentamente tutte le fasi di montaggio. La struttura che adesso vediamo è stata progettata, assemblata in stabilimento e poi per pezzi ai piedi dell'ospedale. Ogni fase di montaggio è stata simulata e poi seguita con il drone. Direttore, la dobbiamo salutare, è arrivato il presidente Zaia. Grazie direttore. In videoconferenza stiamo discutendo dei vaccini. Allora, i tamponi, inizierei col bollettino, i tamponi molecolari sono 3.861.000 e i rapidi 2.836.000. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 31.277 tamponi. Dei 31.277 tamponi, i positivi delle ultime 24 ore sono 708. 708 che vuol dire 2,26% di incidenza percentuale di tamponi positivi sui
31.277. Dal 21 febbraio i positivi sono 319.515. I positivi di oggi sono 25.618. I ricoverati totali sono 1.708, esattamente 1.700 di meno rispetto alla punta massima che era 3.004. Quindi 1.700 letti che si sono liberati. E questi 1.708 sono così distribuiti: 1.538 in terapia in area non critica, meno 29, e 170 in terapia intensiva. I deceduti sono 31 nelle ultime 24 ore, i dimessi 15.099. Siamo nelle ore della classificazione. Considerate che stiamo parlando di un periodo di riferimento che è la prima settimana di febbraio per i parametri. Dovremmo avere un RCONT di 0,71, 0,72, insomma su quei valori lì, in linea diciamo con quello che è accaduto. Abbiamo una buona incidenza, perché l'incidenza siamo sotto 100 addirittura, cioè i famosi positivi su 100.000 abitanti per settimana, se non ricordo male noi siamo a 98 o 96. Vabbè, però sono dati assolutamente che ci confermeranno la zona gialla, per capirsi, perché prudentemente è giusto sempre avere un minimo di cautela, visto considerato che stiamo parlando di una classificazione che ci verrà data da un ente terzo e quindi Istituto Superiore della Sanità per il tramite del Ministero della Salute. Però insomma verosimilmente non avremo sconvolgimenti questa settimana con altri colori di zone. C'è preoccupazione. Questa mattina ho avuto anche uno scambio di battute, ci siamo sentiti al telefono, eravamo in riunione con la dottoressa Russo, abbiamo sentito il presidente Brusaferro, ISS, Istituto Superiore della Sanità. Voi sapete che abbiamo il centro Italia che ha dato vita a un altro bacino, no? Fino a dicembre avevamo il bacino del nord-est, adesso il centro Italia è sotto pressione per una grossa infezione. Avete visto i racconti che arrivano dall'Umbria, che peraltro è stato chiesto anche disponibilità tramite la protezione civile di personale che noi diamo se ne avessimo disponibilità, però capite che abbiamo ancora 1.700 letti Covid e 170 persone in terapia intensiva. Se dovessimo liberare ancora il nostro contributo lo vogliamo dare, insomma, cioè, penso che il tema della solidarietà sia fondamentale. Questa fase non ce la facciamo perché siamo tirati. La partita delle varianti non è irrilevante, ormai è assodato che la preoccupazione è riferita al tema delle varianti e quindi si va avanti in maniera sprombattuta. Penso che domani spero di potervi portare già un primo esito delle sequenziazioni fatte su 182 campioni, per darvi anche un valore di quanto pesino percentualmente le varianti, la famosa variante inglese, sul totale dei campioni. L'Istituto Superiore della Sanità chiede proprio una sequenziazione, come ho sempre sostenuto io, da farsi anche in maniera standardizzata, che uno sa quanti tamponi deve fare, quante varianti e quante sequenziazioni deve fare. Basta, per il resto non aggiungerei altro, nel senso che l'appello ormai che diventa quasi un refrain, che è quello di non abbassare la guardia per i cittadini, di continuare a rispettare le regole, e anche perché insomma voglio ricordare che noi qualche ricovero lo facciamo sempre, cioè le prese in carico di nuovi infettati ci sono. Allora adesso non li vediamo perché si scarica di più di quello che si ricovera, quindi i dati sono negativi, no? Nel senso che sono buoni dati perché sono negativi, cioè abbiamo più dimissioni delle prese in carico, però prese in carico ne abbiamo, quindi vuol dire che nuove infezioni ci sono. Bisogna evitare che questa diventi una predominante, il tema degli accessi
sulle dimissioni, perché a quel punto vuol dire che si torna su. Basta, non aggiungerei altro. Se avete domande, prego. Federiva, Giacomuzzo, Marchiori, Moscati. Federiva, il Gazzettino. Tu hai fatto il dito? No, dopo, poi. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Ripartirei proprio dai vaccini, viste le interlocuzioni in corso. Ieri lei ci aveva lasciati con l'annuncio della richiesta di un'offerta scritta da parte del Digiflor all'azienda produttrice, poi però è arrivata una sorta di altolà dalla Commissione europea, almeno attraverso dichiarazioni attribuite a un portavoce della stessa, secondo cui gli Stati membri non possono muoversi. Giuridicamente le regioni possono aggirare questo ostacolo? Ma guarda, allora, dal punto di vista formale penso proprio di sì, che non sia un ostacolo, perché comunque le regioni sono autorizzate a comprare farmaci anche da paesi stranieri. E non c'è nessuna legge che vieti l'acquisto, e ovviamente deve essere un acquisto autorizzato. Però al di là di questo vorrei ricordare un aspetto. Ma chi lo deve autorizzare? Ad esempio tutta la partita passa attraverso il Ministero della Sanità, immagino questo. Però prima di fare una richiesta è bene avere, come si può dire, qualcosa di solido in mano. Come vi ho sempre detto, di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano dei vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale, e vedremo. Ecco, circa l'Europa. È arrivata? Chiedo scusa, questa proposta? No. È stata mandata ieri la richiesta. Circa l'Europa, a parte il fatto che allora, io vedo questo scenario, che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano che propongono di porre contatti. Che fatto 100, 80 siano bufale, miliantatori e affini, ci sta, però è pur vero che qualche linea è solida. Si legge nella stampa internazionale, mi sembra di aver capito che adesso sembra che ci sia uno sblocco di milioni di dosi rispetto a quello previsto. Ecco, immagino che questo mercato, diciamo fra virgolette parallelo, abbia un po' dato vita a una scossa, perché immaginate gli Stati membri, non è un segreto di Pulcinella, immagino che molti paesi vedano sta roba e dicono: scusate, ma noi stiamo qui a centellinare il flaconcino e il mio vicino di casa propone i vaccini alle istituzioni, non funziona così. Dall'altro l'Europa sostanzialmente sta certificando, lasciatemelo dire, di aver gestito male questa partita. Sentite, io ho visto quel comunicato che mi sembra di aver capito che era di terza o quarta mano, no? Tanto l'Europa dovrebbe parlare per atti ufficiali e non con un comunicato su un tema così. Ma vi ricordo che in quel comunicato non c'è scritto da nessuna parte che è proibito comprare vaccini, e non c'è scritto da nessuna parte che non è vero che non ci sia un mercato parallelo. C'è solo scritto che c'è una regia, però io mi sarei aspettato, ma ve lo dico col cuore in mano, mi sarei aspettato che l'Europa ci dice: guardate, è proibito alla luce di questa norma, oppure avesse detto: state parlando di castronerie, perché non è possibile che ci sia un mercato di vaccini. La verità è che indirettamente quel comunicato ha fatto più chiarezza di quella che potevamo sperare. Non ha parlato di proibizione e non ha neanche detto che non è vero che non c'è un mercato parallelo, perché ci sono degli Stati membri che sicuramente stanno comprando. Purtroppo noi non abbiamo visto, poi mi zittisco, non abbiamo visto il contratto che l'Europa ha fatto con i fornitori e tantomeno con gli Stati membri. Per cui è in quel contratto che si capiscono molte cose, ma non è dato sapere quale sia il contratto. Leggo oggi sulla stampa un articolo di stampa che dice che invece l'avvocatura di Palazzo Balbi ha letto quel contratto, ancorché segretato per altri, e ne avrebbe tratto l'ispirazione per aggirare l'ostacolo e rivolgersi al mercato extraeuropeo. Ma chi è che ha scritto questa roba? È un articolo del Corriere del Veneto di oggi. Ma il contratto noi non possiamo proprio averlo visto. Quindi non vi state rivolgendo, non è corretto dire che vi state rivolgendo a un mercato extraeuropeo appunto per bypassare questo eventuale limite comunitario nell'acquisto? Siamo sempre in Europa nelle trattative?
ci sono offerte che arrivano dall'Europa e offerte che arrivano da fuori Europa, ma non, il fatto che noi abbiamo visto il contratto decisamente no. E quindi se c'è scritto sta roba io inviterei il giornalista che l'ha scritta di verificare la sua fonte. Ho riportato quello che ho detto. Sì. E una domanda che arriva da una lettrice sempre in tema vaccini, penso meriti un chiarimento, perché come questa signora forse tanti altri dicono io sarei anche disposto a pagarmi il vaccino purché me lo facciano. Possiamo chiarire che non è un problema appunto di costo ma di reperimento sul mercato delle forniture? Il problema è presto detto, l'Europa ha firmato un contratto con le ditte produttrici, la prima in assoluto è stata Pfizer, poi è arrivata AstraZeneca, è arrivata Moderna e poi in ultima istanza AstraZeneca. Un contratto che da quello che è dato a sapere è un contratto d'ombrello a favore poi di una distribuzione rispetto agli Stati membri, dove da quello è dato a sapere l'unica fonte di fornitura, l'unico canale di fornitura del vaccino avviene attraverso questo contratto europeo rispetto agli diversi Stati membri. Quindi qual è la risposta che diamo alla signora? Che il problema non è pagarsi il vaccino, ma il problema è avere il vaccino. Cioè questo canale europeo ci dà oggi 50.000 dosi a settimana di Pfizer, per dire, no? 48.000, o ci dà AstraZeneca per quello che arriverà. Per cui, siccome la capacità vaccinale è molto più impegnativa delle dosi che abbiamo, se noi avessimo più dosi vaccineremmo più velocemente, tutto qua, ma non è un problema del costo del vaccino, anche se è un costo enorme. Oggi il problema è quello di averli i vaccini, non di pagarli. Ho una terza e ultima domanda invece relativamente alla stagione sciistica. Siamo in attesa di capire se arriva questo provvedimento ponte a livello nazionale in virtù della scadenza ormai imminente al 15 febbraio del DPCM in vigore. La Lombardia ha emanato un'ordinanza del governatore Fontana che dispone la riapertura degli impianti di risalita. Il Veneto come si comporterà? Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no, perché c'è un pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Però sapete, tutto questo si deve tradurre in un provvedimento governativo, cioè, o in un non provvedimento governativo, perché non si va a procrastinare la chiusura o non si procrastina la chiusura, a quel punto d'ufficio si va all'apertura. Ovviamente tutto è legato rispetto al parere del CTS alle zone gialle, bisogna essere in area gialla per aprire gli impianti. Ma a cosa serve l'ordinanza a quel punto? Cioè se ci fosse un provvedimento governativo... Perché stabilisce, porta in pancia le linee guida, no? Chi fa cosa, come, cioè nel senso che dà diciamo, un minimo di ordine e di indirizzi, di linee di guida che sono le linee guida approvate, lo so, il rifugio come ci vai, la mascherina quando la porti, tutte queste robe qua. Quindi gli impiantisti devono stare in attesa a giorni e non sanno ancora se possono riaprire o no? Ma noi abbiamo il DPCM del 15, no? Che scade, però immagino che troveranno una soluzione anche perché se fosse lasciato a perdere, non fosse rinnovato, ci sono delle misure che dovrebbero essere recuperate in altra maniera. Di mezzo c'è anche il tema dell'apertura degli impianti sciistici. Però insomma, guarda, tu fai una domanda che è attualissima, ne abbiamo parlato anche stamattina in riunione, quindi noi stiamo provvedendo comunque all'ordinanza. Comunque, e poi mi zittisco io, non fa forzature, cioè dovesse esserci un provvedimento del governo che non proroga... È impossibile, è impossibile. Cioè chi è a campo di forzature non sa di cosa parla, perché comunque tu o puoi fare una cosa o non la puoi fare, non è che ti puoi... Cioè non siamo nella fase di riapertura di maggio dove anche la legge ci dava ragione a tirare. Fermo restando che oggi è una grossa responsabilità anche questa, con un'infezione come questa. Prego. Giacomuzzo, il giornale di Vicenza. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornerei sul tema della possibilità di acquistare i vaccini. Eventualmente se dovesse crearsi questo canale legale e tutto il resto, i soldi sarebbero tutti della regione, dal bilancio regionale, oppure non so, ci sarebbe una sorta di ristoro che pensate di chiedere allo Stato? Come sarebbe il finanziamento? Ma la partita del finanziamento la dobbiamo ancora affrontare, però è anche l'ultimo problema che abbiamo. No, nel senso che qualora avessimo una risposta che si tradurrà in una bozza di contratto,
affronteremo la questione. Considerate che la Regione non ha problemi a intervenire finanziariamente su una partita così, perché la consideriamo prioritaria. Dopodiché ci possono essere anche altre soluzioni, ma le valuteremo a tempo debito. Un'altra cosa che le chiedo è se può darci un'indicazione sulla quantità di risposta al vaccino per i sanitari. Ha un'idea di quanti abbiano scelto di non vaccinarsi tra sanitari e infermieri? Perché alcune voci riportano un infermiere su 2 addirittura che ha preferito. Vi dobbiamo dare io un dato aggregato dell'adesione degli operatori del mondo della sanità, ma disaggregato, dove vi dico OS, infermieri, medici, lo facciamo fare. Riesce per oggi, secondo lei? Sì? Provo a sentire, perché oggi siamo tutti impegnati sul fronte di queste videoconferenze, provo a sentire. Per il dato ce l'abbiamo, si tratta solo di stare lì a smacchinare un po' e tirarlo fuori. E l'ultima cosa, immagino che interessi anche gli altri la conferenza Stato-Regioni, come sta andando, perché si parlava di confini, si aprono o non si aprono, e poi di cos'altro state parlando? No, non siamo ancora a quei livelli della discussione. Ah no? No, stiamo parlando di vaccini in questo momento. Sì, nel senso che non si è parlato dell'apertura dei confini regionali, che è esattamente nel DPCM che scade il 15, quindi se scade il DPCM si liberano i confini, però di mezzo c'è anche come si può dire, una classificazione che sicuramente intravederà la possibilità di avere nuove zone arancioni. Per considerate che alcune regioni immagino che vadano in zona arancione velocissimamente, per cui la cartina tutta gialla o quasi tutta gialla della scorsa settimana si colorerà un po' di più, e quindi immagino anche che il tema dell'apertura dei confini regionali non prescinda anche da questo aspetto. Considerate che siamo anche in un limbo, perché giustamente il governo oggi dovrebbe occuparsi di attività ordinaria. Cioè questa ovviamente sono anche dei fatti straordinari come questi, ma sono diciamo di salute. C'è da capire un po' il timing, perché se è vero che potrebbe essere che il Presidente del Consiglio incaricato sciolga la riserva oggi, verosimilmente, o domani, non so quando sia, verosimilmente potrebbe essere che a fine settimana ci sia un governo in piedi, cioè che presenti la lista e vada alle votazioni. A quel punto avremo di nuovi interlocutori rispetto a questi temi. Per il 15 è il lunedì, giusto? Marchiori, Media Nord-Est. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi riallaccio un attimo alla riapertura dei confini. Le regioni in tal senso potrebbero in qualche modo intervenire chiedendo la possibilità dell'apertura dei confini, e il Veneto in tal senso che tipo di posizione adotterebbe? Ma guarda, il tema è che ormai la movimentazione mi sembra logico e chiaro che sia sotto gli occhi di tutti, c'è, nel senso che dire che abbiamo le strade vuote vuol dire avere problemi di vista, nel senso che le strade sono piene, lo sono state anche con la zona arancione, diciamolo fino in fondo, e anche con la zona rossa, nel senso che tutto quello che era attività umana è stata preservata. Quindi in questa fase penso che tra zone gialle non sia quello il problema di aprire i confini. Poi c'è da capire dal punto di vista epidemiologico cosa diranno ovviamente gli esperti, che noi rispettiamo e intendiamoci, a volte dicono cose che ci piacciono, altre volte no, ma noi rispettiamo. Però se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. Rispetto ad altre zone giustamente bisogna fare tutta una serie di altri ragionamenti, però insomma devono essere i tecnici a dirsi queste robe. Va bene. Per quanto riguarda i vaccini, ci sono arrivate alcune richieste da parte dei vari telespettatori eventualmente di istituire un conto corrente per poter effettuare delle donazioni in previsione dell'acquisto. È una possibilità che la Regione può prevedere oppure no? Non nego che abbiamo avuto più di qualche contatto anche di grandi sostenitori, però in questo momento, guardate, siamo in una fase nella quale non bisogna creare illusioni, e vi prego di scriverlo, perché io vedo a volte titoli forti anche non solo vostri. Io ve l'ho detto fin dal primo istante, allora delle due l'una,
o facciamo tutto segretamente, poi finisce che magari escono anche notizie strampalate, visto considerato che ci vediamo tutti i giorni, io ho sempre preferito dire guardate, sta succedendo questo, su tutte le cose vi ho sempre detto così, sui tamponi di sperimentazione, su nuove misure eccetera. Questa c'è una strada, diciamo che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico ragazzi questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò ragazzi hanno chiacchierato tanto per nulla. Ok, l'ultima domanda. Questa mattina sul marciapiede all'esterno dell'abitazione dell'eurodeputata Alessandra Monetti è stata lanciata una bomba carta. Si sente di dire qualcosa? Ma sì, ma assolutamente sì, guardate, vada condannato, la mia totale solidarietà e la condanna senza se e senza ma. Prudenzialmente, all'onorevole Moretti, prudenzialmente dico che restiamo però in attesa della magistratura per capire poi. Allora, il fatto di per sé comunque deve essere condannato senza diciamo, ulteriori specificazioni, no? Non c'è un se, non c'è un ma, perché uno butta una bomba a carta che poi l'abbiamo destinata a una persona o un'altra, è un fatto gravissimo. Se poi è destinata all'onorevole Moretti questa fase di intimidazione, ha comunque tutta la mia solidarietà, ma ci mancherebbe. Poi è prudente aspettare poi gli inquirenti per capire di cosa si trattava e capire tutta la storia. Ve lo dico perché poi mi sembra aver capito le notizie che non c'è certezza, diciamo. No, mi sembra aver capito, ma allora, a priori le esprimo questa solidarietà perché ci mancherebbe, so cosa vuol dire essere oggetto di minacce o quant'altro. Dopodiché mi auguro e auguro a lei che non fosse, che lei non fosse destinataria di questo ordigno, perché sennò veramente nella gravità sarebbe ancora più grave. Grazie. Prego. Moscati, Nuovo Terraglio, Prigioni. C'è Albino poi, Ah scusa, no. Sì, ma io sono qui ragazzi, tranquilli. Sì, buongiorno. Presidente Moscati, Nuovo Terraglio. Volevo chiederle, ieri sera mi pare di aver intravisto, o non mi ricordo se sulla 7 o sul 4, la cartina delle regioni appunto di cui aveva parlato, della variante, delle zone eccetera, maggiormente colpite dalle varie varianti, però nel Veneto non era segnato assolutamente niente. Allora, siccome mi ricordavo che proprio a Natale era stata fatta era stata isolata appunto la variante, volevo sapere come mai in questi dati, visto che lei ci parlava che domani ci sarà appunto il dottor Fro che ci parlerà, insomma, o comunque aveva detto. Sì, noi stiamo facendo sequenziazioni sulla base di 182 tamponi mandati, sono abbastanza anche recenti, per cui da lì capiremo quanto pesano le varianti. Non so la tabella alla quale si riferisce lei. Può darsi che fosse, no, ma era proprio passata una cartina con tutte le zone, tutte le varianti. Beh, insomma, guardate, noi siamo stati i primi assieme a Ancona a isolare il virus inglese in Veneto, il 24 dicembre, me lo ricordo ancora la data. Per cui infatti, vabbè, comunque questa la verificheremo. Un'altra invece volevo chiedere una cosa riguardo alla scuola, all'ipotesi che si possa prolungare l'orario, siccome mi pare di aver capito che gli orari, comunque le aperture dipendono dalla regione, volevo sapere un suo parere. Ma quella è la storia di giugno? Sì, di giugno. Ma guardate, io vi dico cosa penso personalmente, non sono un addetto ai lavori. Se è vero che i ragazzi hanno studiato in DAD, i ragazzi hanno studiato in DAD. Nel senso che mi metto nei panni di un ragazzo che si è fatto tutto dicembre in DAD, per dire, tutte le mattine lì a guardare sto schermo, a farsi tutte le lezioni, e poi gli dicono che dicembre non conta come mese, si devono fare tutto giugno. Sinceramente non lo trovo giusto. Dopodiché, guardate, questi sono programmi scolastici che non decidiamo noi. Perché se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Io parlo con dei ragazzi che mi dicono anzi che si fanno ore e ore, addirittura alcuni a me dicono, magari l'avrete sentito voi, alcuni di voi sono genitori, me lo possono confermare, che i ragazzi dichiarano di lavorare molto di più, fra l'altro con la DAD, perché sono costretti a star lì, seguire
invece di vedere l'insegnante in un'aula vede i ragazzi uno per uno, cioè, io non ho trovato ragazzi demotivati quindi far recuperare un mese perso sì, ma questo non è un mese perso. Bene, prego. Prigioni, Salmaso e Pettenò. Buongiorno Presidente. Buongiorno. C'è un primo caso di sindrome infantile conseguente da Covid. Quanto vi preoccupa questa cosa? Ma guardate, noi siamo sempre preoccupati di tutto. Considerate che io ve l'ho detto in tempi non sospetti 2 giorni fa che c'è questo tema dei 50.000 infettati in Israele dei bimbi. Sappiamo che il virus è come si può dire, è intelligente, no? Prende dei target sociali per età e evidentemente potrebbe anche girare il suo riflettore sui più giovani, per questo noi siamo preoccupati. Il tema delle varianti è uno, perché la mutazione del virus è quella condizione che gli permette di aggredire, che so, il bimbo che prima non riusciva a aggredire con facilità, e dall'altro tutto il tema di assembramenti e aggregazioni che non ci fanno dormire sonni tranquilli. Ovvio che si va avanti, ne veniamo fuori, non abbiamo una visione negativa, però è pur vero che il tema dei giovani ci sta a cuore. Prego. Albino Salmaso, il Mattino di Padova. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ecco, al di là di come andrà a finire la trattativa che il Veneto ha avviato con il direttore generale Flor, cioè mi pare di capire che siete riusciti a dimostrare che sul mercato esiste una quota aggiuntiva di farmaci che probabilmente nessuno sapeva come e dove dovesse essere destinata, perché stando alle comunicazioni delle grandi major farmaceutiche appunto c'era una riduzione dell'offerta di prodotto e quindi una crisi nelle forniture fondamentalmente. Ecco, come siete arrivati a questo risultato che apre una strada nuova che sembra estremamente difficile forse da concludere viste le pressioni che arrivano? Ecco, se ci dà qualche elemento in più al di là ovviamente dell'esito contrattuale su cui... Sì, quello è un punto di domanda grande come un grattacielo. Certo. Allora, il tema è questo. Noi intanto siamo sempre stati contattati, questo è fondamentale. Esempio, giornate di ieri, io vedo la posta tutti i giorni, ieri in posta avevo 3 offerte, una per il cinese, una per il russo e una per un altro vaccino autorizzato, che peraltro nell'offerta, nel contatto avvenuto tramite segreteria, tracciava un po' le modalità dell'offerta che già stiamo seguendo per quel vaccino. Allora, guardate, noi abbiamo fatto uno scandaglio approfondito, abbiamo utilizzato intanto la banca dati dell'azienda Zero. Voi sapete che abbiamo avuto flussi paurosi con le mascherine. Sì. Quindi se c'è qualche improvvisato che si è inventato un venditore di mascherine, tipo la Pivetti, se c'è qualcuno che si è inventato un venditore di mascherine a marzo e non aveva né arte né parte, guarda caso poi magari lo troviamo come venditore di vaccini, quindi abbiamo scremato tutta quella parte lì. Dopodiché guardate, io continuo a dire, noi non facciamo questo in contrapposizione con nessuno, tantomeno che a livello governativo, ma figuratevi, cioè noi prendiamo atto che c'è questo. Penso che sia illuminante, lo dico ancora, il comunicato di ieri sera dell'Europa, che per me è un mezzo, è una missione come si può dire, di impotenza, no? Nel senso che l'Europa non ti dice che non puoi comprarli, non ti dice che non è vero che esista, allora io faccio un passetto in più con voi. Ma le major, come tu le chiamate, no? Le big pharma che producono, certo, hanno mai dichiarato che non è vero che c'è? Perché se no risolviamo il problema, saremo a cartella e andiamo via. Cioè, mi chiedo, chi li produce ad oggi? Dichiara che tutta sta roba è una messa in scena e non esiste, oppure conferma che potrebbe esserci qualcuno che ce li ha sti vaccini, diciamo, in un secondo canale ufficiale ma non quello dell'Europa? Perché se io fossi mister Mario Rossi che produce vaccini, direi scusate, sta roba che leggo, sento Zaia tutti i giorni che dice che non può essere vera perché dalla mia fabbrica escono queste quantità e vanno lì, però avete osservato che non c'è nessuna smentita? Quindi noi siamo in mezzo a sto mare in burrasca e abbiamo solo un obiettivo, vaccinare i veneti.
E quindi perché ieri mi sono arrabbiato e sono ancora più arrabbiato oggi? Non si può dire che è una fuga in avanti. Cioè, è un atto dovuto che noi dobbiamo fare verificare, perché vi ripeto che io non voglio che il mio team si trovi fra 6 mesi, un anno, che si trovi qualche familiare di qualcuno che ha perso la vita e che ci venga a dire: ma voi avevate la possibilità di comprare i vaccini e vaccinare il mio familiare e non lo avete fatto. E quindi c'è un tema etico e anche giuridico. Quindi non è vero che c'è solo l'aspetto di lascia stare e non comprarli, è una colpa anche non comprarli se ci sono. Ripeto, nella totale legalità, e ve lo dimostrerò i prossimi giorni che noi abbiamo seguito da giorni la totale legalità. Penso che nessuno abbia mai nutrito dubbi in tale proposito. Ecco. No, però sai, siccome è il paese dei social e delle leggende metropolitane. Tutti vogliono il vaccino, il fatto che il Veneto arrivi prima degli altri probabilmente può suscitare reazioni risentite da parte di chi si vede, come dire, scavalcato in una corsa legittima alla tutela sanitaria che lei, essendo governatore di questa regione, vuole giustamente dare agli abitanti del Veneto. Probabilmente penso che anche gli altri governatori tentino di raggiungere lo stesso obiettivo. Ma è probabile che siano stati raggiunti delle stesse offerte. Forse no, da noi sono arrivate prima, perché ci vedono sempre in prima linea questa storia e uno dice: chi chiamiamo? Beh, chiamiamo Zaia, magari lui ha il coraggio di comprarli, perché vi ricordo che oggi ne parliamo, ma 20 giorni fa non era proprio così semplice dire che compravi i vaccini. Presidente, dicono che alcuni forse potrebbe essere sostituito, cioè non ha qualche proposta lei? No, guardate, io non so nulla di queste robe. Non so niente. Noi teniamo rapporti costanti con il dottor Arcuri, cioè ma non so nulla. Non risulta questo? No. Bene, se posso entrare in un terreno un po' più politico, una domanda un po'. Ecco, lei. Filippo te che passa il testimone. No, insomma noi siamo qui per questo, anche perché mi pare che i colleghi le abbiano ampiamente chiesto molto di materia sanitaria. Prego. Quindi, visto che. C'è Marco poi. No, lei giustamente ha detto che siamo a cavallo probabilmente del cambio di governo, quindi mi permettevo di chiederle se lei si augura che alcune figure chiave vengano confermate per garantire la continuità, magari in una fase così talmente delicata come quella dell'emergenza sanitaria, o se invece non ritiene che ci possano essere, al di là dell'assoluta discrezionalità che è nella scelta dei ministri, che compete al Presidente della Repubblica in sintonia con il Presidente incaricato, come ha ricordato Draghi oggi citando l'articolo della Costituzione. Ecco, io le chiedevo questo. Lei ha sentito Bonaccini che ieri è andato a colloquio con il professor Draghi e avete capito per i temi che riguardano in maniera molto più specifica l'attività delle regioni, se c'è qualche indirizzo particolare che lei ne sta a cuore? No, guarda, allora, no. il Presidente Bonaccini non l'ho ancora sentito se non in videoconferenza, e oggi ha anticipato di questo incontro e basta, nel senso che non ne ha parlato. E per quanto riguarda la domanda, lei vedrebbe bene la riconferma di alcuni o ecco, ho troppo rispetto per il Presidente incaricato ad esprimere considerazioni. Considerate anche che una considerazione espressa da parte mia sarebbe indelicata in questa fase. Certo. Mi metto nei suoi panni e se ritrovo un presidente di regione che comincia a dire lui sì, l'altro no, cioè, rischia di diventare una roba che non va bene, cioè. E quindi è giusto che lui resti nella sua, come si può dire, sia indipendente, perché lui deve formare la lista dei ministri e accompagnarli davanti al Capo dello Stato a votare, a giurare sulla Costituzione. Questo lo dice, no? La Costituzione. Lo farà lui, farà sta lista. Poi sai, è ancora più indelicato perché io non ho mai partecipato a un tavolo, diciamo, di confronto, per cui non so neanche di cosa si siano parlati rispetto anche a questi temi, semmai ne abbiano parlato con i partiti, quindi non so nulla. Ecco, l'ultima domanda di tipo politico. Prego. Ecco, mi pare che è assodato che la Lega farà parte del governo, adesso qui il problema si tratta di capire se dal suo punto di vista è giusto che Matteo Salvini, leader e segretario del partito, ne faccia parte, o se invece, come giustamente ha detto un attimo fa, lei si rimette al giudizio unico ed esclusivo del Presidente del Consiglio. Detto questo, mi pare che il Movimento 5 Stelle abbia portato a casa, o almeno tenta di dimostrare di aver portato a casa, un risultato politico di grande rilievo con questo nuovo Ministero della trasformazione ecologica, che dovrebbe
da quello che si riesce a capire, gestire gran parte dei fondi del recovery plan, pare 70-80 miliardi, e con una modalità tutta nuova da capire. Ecco, lei che giudizio dà di questi due aspetti, sia per quanto riguarda la partecipazione della Lega che... Quello della partecipazione alla Lega, rispondo alla domanda che mi è stata fatta ieri, in ugual misura, nel senso che non ho partecipato ai tavoli, non so quali siano le intese, penso che ci sia un'indipendenza del Presidente incaricato nel fare la lista dei ministri, e poi saranno delle interlocuzioni con il mio partito, ma che intrattiene direttamente con il segretario, che è Salvini. Quindi dichiarare su queste robe qua mi sembra improvvido. Invece rispetto al tema di questo paventato nuovo ministero non ne so nulla, certo i 5 Stelle hanno un merito di aver mandato a casa un governo, per cui a suon di baruffe e di discussioni non mi sembra che adesso possano candidarsi ad essere coloro che governano questo processo. Però sai, il Presidente Draghi valuterà tutte le... Mi sembra sempre più che si vada verso un governo di unità, no? Come lo fece Churchill quella volta. E poi stiamo a vedere che cosa ne uscirà, non lo so. Pettenò e poi Bonet. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda le videoconferenze in corso, sono videoconferenze anche con il governo che è ancora attualmente in carica in attesa di novità da parte di Draghi, o sono solo di natura tecnica? Insomma, e poi in particolare appunto lei diceva che sono in corso videoconferenze riguardo i vaccini. Riguardano il piano che state mettendo a punto e il tema che lei sta seguendo, cioè le trattative per acquisti sul mercato libero dei vaccini, è stato posto, e che risposte o che osservazioni e annotazioni ha avuto dagli attuali ministri del governo ancora in carica? Rispetto all'acquisto improprio dei vaccini, il tema non è mai stato posto, forse sapientemente e anche prudentemente non è mai stato posto da nessuno il tema, e soprattutto alla luce della comunicazione della Commissione europea di ieri sera, che indirettamente conferma che c'è un mercato parallelo e indirettamente conferma che non è proibito comprare. Per quanto riguarda la videoconferenza in corso, è la conferenza dei presidenti di regione, stiamo parlando delle modalità del piano vaccinale e della distribuzione dei vaccini. Abbiamo fatto un po' di tecnico. Sulla questione appunto dei vaccini, il business a questo punto dei vaccini nel mercato libero, lei ritiene che ci sia una questione anche non solo contrattuale ma anche etica nella distribuzione nei vari paesi? Non sto parlando dello specifico contratto che può fare la Regione Veneto, ma in genere in tutti i paesi, in questi business che si possono creare con intermediari delle case farmaceutiche, perciò chi è privilegiato perché ha cash e può pagare? Confermo che il tema etico è un tema importantissimo rispetto a questo. Ovvio è che se la Commissione europea ha firmato, ma non è dato a sapere, un contratto per un approvvigionamento di una quota X, probabilmente non ha optato tutto quello che è sopra la quota X, e quindi questo inoptato va sul mercato inevitabilmente. Io ho l'impressione che stia accadendo questo. La regola che era stata fatta dalla Commissione europea, magari con degli errori, così l'ha ammesso a quanto anche la stessa Commissione europea, ma è un problema poi di valutazioni complessive, perciò sull'organizzazione di un piano vaccini che dovrebbe essere invece pubblico, e che a quel punto invece a giochi nel pubblico con le società farmaceutiche invece c'è un giro vario che si crea con intermediari, affari che si possono fare in altra maniera, e perciò tutto un dibattito che si può aprire anche per paesi che hanno più difficoltà poi ad acquisire i farmaci, i vaccini. Certo, è ovvio che nel momento in cui si va sul mercato libero, chi ha i soldi riesce a approvvigionarsi, diciamo, i lotti di questi vaccini. Però il tema delle negoziazioni concordata con gli Stati doveva tenere presente, c'è chi l'ha fatta questa negoziazione, del surplus di produzione, perché altrimenti è inevitabile che vada sul mercato libero.
fermo restando se questo risponde alla realtà, ma ripeto, anche le big pharma non si sono mai espresse rispetto a questo, e questo è un altro campanello non trascurabile. A questo punto servirebbero delle regole comuni a livello, non so, a livello europeo o a livello anche internazionale su questo aspetto, proprio nelle prospettive che si stanno creando in un allarme complessivo per quanto riguarda ancora la pandemia, con le possibili poi varianti eccetera eccetera. Ma guardate, io non voglio andare a scomodare l'OMS, tutti gli organismi internazionali, gli organismi regolatori eccetera. Dico semplicemente che il tema è che bisogna garantire il vaccino a tutti coloro che lo vogliono questo vaccino. E la mia, come si può dire, la mia comunità di riferimento si chiama Veneto e sono i veneti. Se riuscissimo ad avere dosi, ci piacerebbe realizzare un progetto di turismo covid free, di imprese covid free e avere un territorio covid free, che è esattamente quello che realizzeremo, ma in tempi molto più dilatati con la fornitura nazionale. Marco Bonet, il Corriere del Veneto, se si appropinqua, ecco. No, tranquilla, grazie. Buongiorno. Allora, delle domande rapidissime sempre su questo tema dei vaccini. Prego. Allora, volevo capire, è vero che eventualmente queste dosi o supplementari andrebbero acquistate fuori dall'Unione Europea, per esempio in stabilimenti in India come ha fatto la Germania o in altri luoghi? È vero che alcune proposte non sono in Unione Europea, però non sono neanche così distanti. Poi, seconda domanda, è vero che le aziende case farmaceutiche chiedono un acquisto di un lotto minimo di dosi che il Veneto non sarebbe in grado di sostenere, cioè x milioni di dosi molto superiori a quelli che sono i nostri abitanti, e che quindi in questo senso magari l'Unione con altre regioni potrebbe aiutare a fare un ordine, diciamo, più corposo e più adeguato alle richieste delle case farmaceutiche. È vero che le interlocuzioni ci dicono che alcuni ragionano per lotti importanti, altri no. Ok. Poi un'altra cosa che volevo chiedere rispetto a questa querela con l'Europa, io avevo capito che in qualche modo il contratto quadro dell'Europa era legato proprio al fatto che si voleva evitare il Far West proprio per la dinamica dei prezzi. Che ci sta? Nel senso che lei stesso ci ha detto che le offerte che stanno arrivando sono in qualche caso 4-5 volte superiori. E alcune inferiori. Ecco, e Israele, che viene portato da tutti ad esempio, no, di grande efficienza nella vaccinazione, ha strapagato le dosi che ha acquistato. Allora chiedo, una domanda forse più politica, il fatto che comunque le regioni e magari in un secondo tempo anche gli stati, anzi neanche tanto in secondo tempo perché la Germania l'ha già fatto, comincino ad approvvigionarsi sul mercato libero, non rischia di mandare in tilt la dinamica dei prezzi, per cui a un certo punto i vaccini schizzano a delle cifre che diventano magari insostenibili anche proprio per il mercato del pubblico? Però se fosse così il pasticcio l'ha combinato l'Europa a questo punto, no? Perché nel momento in cui tu diventi la piattaforma contrattuale più importante che ci sia, 450 milioni di abitanti, hai davanti a qualsiasi multinazionale puoi porre delle condizioni, visto e considerato che sei il loro mercato e sei riuscito a portarlo tutto in maniera organizzata al tavolo. Perché l'Unione Europea non è che è andata a trattare un po' di vaccini per Bruxelles, per tutta la Commissione. Certo. Se è accaduto quello che sta accadendo e se sarà confermato che esiste questo mercato parallelo, ma che nessuno mai ha smentito, vuol dire che lì nella fase contrattuale non hanno tenuto presente questo aspetto, che non è irrilevante. Ok. Un'altra cosa che non c'entra con i vaccini, non ho capito sul tema degli impianti, quindi lei sta aspettando di fare un'ordinanza che recepisca... No, la stiamo lavorando l'ordinanza, comunque la facciamo. Oh, ok, e aspettate che cosa? Non ho capito. Nel senso che si aspetta che non ci siano dinieghi all'apertura, cioè perché quello è il vero rischio. E da Roma avete informazioni sulle tempistiche con cui... guarda, io penso che deve essere chiarita entro il 15 sta roba. Se no si va a marzo, dopodiché possiamo parlare. L'ordinanza comunque recepisce le linee guida, quelle approvate in conferenza. Sì. Il Veneto non prevederà limitazioni ulteriori. No. Grazie. Presidente, scusi. Prego. Salmaso, ci sono altre domande? Su questo tema di grande interesse, definiamolo così, popolare, le linee guida, cioè il governo probabilmente può essere che entro sabato il ministro
cioè il Presidente Draghi consegni la lista dei ministri, però entra in carica quando riceve il via libera dalle Camere, quindi si va probabilmente lunedì e martedì stando da quella che... Allora sarà il vecchio governo che fa il provvedimento. Perfetto, allora è il governo in carica che probabilmente dovrà fare un provvedimento ponte che decide... Esatto. Ecco, le chiedo, cioè siccome lei dice il Ministero in questo momento si occupa solo degli affari correnti, i tecnici, i direttori generali dei ministeri hanno potestà giuridica per emanare un provvedimento analogo? No, oppure ci vuole comunque la firma del ministro? Sì, è un'ordinanza, quantomeno un'ordinanza. Perfetto. Se non è un DPCM che lo fa il Presidente del Consiglio, se non è un decreto che lo fa il Consiglio dei Ministri. Chiaro. E con questo grazie. Chiudiamo, arrivederci. Scusate, no, mi sono dimenticato, giustamente, me lo ricorda Federico. Sa, gli auguri a una signora, Corinna Manfrè, 101 anni oggi, di Oderzo, quindi auguri alla signora Corinna di Oderzo, 101 anni, bella età. Grazie. Eccoci, rientriamo in studio. Allora sono le 13:20, una diretta più breve rispetto a quelle a cui siamo abituati, ma sicuramente efficace, perché tanti sono stati i temi trattati dal Presidente Zaia, in primis questo dell'approvvigionamento veneto dei vaccini. Zaia ha chiaramente fatto capire che esiste un mercato parallelo, le offerte stanno arrivando. Questa mattina sul suo computer ve n'erano già 3, una proveniente dalla Russia, una proveniente dalla Cina, però di fatto per ora l'Europa avrebbe messo un alto là a questo approvvigionamento autonomo, ammettendo però che esiste un mercato parallelo, ammettendo di non aver fatto bene, almeno fino adesso, l'ha detto anche la Merkel, nella gestione della pandemia e nell'approvvigionamento dei vaccini. Dopo c'è questo contratto che di fatto ancora è segretato, come ha detto Zaia. Ad ogni modo il governatore ha chiarito che se esistono dei vaccini, esiste un mercato parallelo, è mio dovere cercare di procurarli per la salute dei veneti. E poi si è parlato di zona gialla, probabilmente vi rimarremo domani, come ogni venerdì si decide se il Veneto rimane o meno in zona gialla. Favorevole si è detto anche per lo spostamento tra le varie regioni, che potrebbe partire dal 15 di febbraio, e poi ha fatto anche un passaggio sulla scuola, ma di questo parleremo poi con la nostra Ilaria Marchiori, che si dovrebbe collegare tra poco. Vi facciamo vedere brevemente i dati. Utilizziamo ovviamente il bollettino quotidiano, sono gli stessi dati che ha dato il Presidente, però insomma li vediamo anche con l'aiuto della grafica. Nelle ultime 12 ore, il bollettino è delle 8 di questa mattina, i dati contagiati in Veneto sono stati 423, 95 a Padova, 91 a Treviso, provincia ovviamente, 66 Venezia, 65 Verona, 55 Vicenza, 21 Belluno, 25 Rovigo. Attualmente positive sono 25.618 persone, mentre il dato sui decessi è di 9.426. Io saluto e ringrazio, perché mi dicono che si è già collegato Massimiliano Paglini, segretario generale della CIS di Treviso. Vediamo se c'è. No, si è scollegato. Allora avevamo un appuntamento via Skype con lui tra poco, e quindi tra poco lo ritroveremo. Andiamo a vedere alcune notizie di cronaca della giornata con l'aiuto dell'agenzia di stampa ANSA. Il primo ci porta a Olmo di Martellago, l'incendio alla carrozzeria, per la quale abbiamo anche delle immagini che ci sono state fornite proprio dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Una carrozzeria di Olmo di Martellago è andata completamente distrutta a causa di un incendio scoppiato la notte scorsa intorno alle 22, propagatasi probabilmente da un forno di verniciatura. I Vigili del Fuoco sono intervenuti da Mestre e il rinforzo da Treviso e Rovigo con 3 autopompe, 4 autobotti, di cui una chilolitrica, un'autoscala, il carro aria e 25 operatori. Le fiamme sono state circoscritte, evitando il coinvolgimento di 2 capannoni adiacenti. Il violento rogo ha completamente bruciato la struttura di circa 350 metri quadrati, con all'interno diverse automobili in riparazione, tutto il deposito materiale, il magazzino e la copertura del capannone. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate questa mattina alle 4. Poi
la notizia della Guardia di Finanza, che è una notizia che vi abbiamo già dato. Allora, a questo punto, proprio perché il presidente Zaia ha parlato di scuole, sapete che una delle ipotesi del nuovo governo del presidente incaricato Mario Draghi è anche quella, così è emerso dai primi giri di consultazione, secondo dichiarazioni, che gli alunni possano restare a scuola fino per tutto il mese di giugno, per riprendere, diciamo, delle lacune che sarebbero causate dalla didattica a distanza. Zaia non si è detto d'accordo, ha detto che questo significa togliere valore alla didattica a distanza. Noi abbiamo realizzato alcuni servizi a questo proposito, abbiamo sentito i sindacati su questa proposta. Il servizio ai sindacati scuole di giugno è stato realizzato dalla redazione di Treviso. Allora vediamo se riusciamo a mandarlo in onda con l'aiuto della regia. È importante che il presidente Draghi abbia indicato come prioritaria la scuola. La CGIL accoglie positivamente le parole del premier incaricato, che in questi giorni di consultazioni ha affrontato il tema parlando di importanti investimenti da fare nel campo dell'istruzione. Ma per il sindacato è fondamentale che il nuovo esecutivo risolva le tante problematiche legate alla scuola, a partire dalla carenza di personale docente. Migliaia quelli che mancano in Veneto, spiega Marco Moretti della FLC CGIL Treviso. Si rischia a Treviso, nella Marca, ma nel Veneto, di trovarsi all'inizio dell'anno di avere le lezioni iniziate ma senza graduatorie da concorso, di concorsi effettuati, dal quale nominare e assumere il personale in materie importanti, matematica, lettere. E poi c'è il tema della sicurezza negli istituti, degli spazi a disposizione, tutte questioni che, sottolinea la CGIL, vanno risolte prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021-2022. Vengano espletate tutte le procedure nelle modalità più urgenti e corrette per garantire la presenza, ovviamente, dal 1° settembre. Intanto già per l'anno scolastico in corso potrebbero esserci delle novità. Tra le ipotesi al vaglio del prossimo governo, quella di prolungare le lezioni per tutto il mese di giugno. Una possibilità che il sindacato non esclude, anche se, spiega Moretti, bisogna capire se la modifica del calendario avrà rilevanza per tutta la riorganizzazione scolastica. Serve, aggiunge, un tavolo con il nuovo ministro e i rappresentanti della scuola. Nel mese di giugno ci sono impegni non da poco, la chiusura degli esami di fine ciclo e quindi la difficoltà anche oggettiva di fare in modo che il docente sia in classe, con le classi ovviamente che devono frequentare, integrare la lezione, e ovviamente chi è occupato con gli esami. E cosa ne pensa la gente, cosa ne pensano i genitori su questo tema, che è un tema che è destinato ancora a fare discutere? Lo sentiamo con le interviste raccolte nel prossimo servizio. Io sono d'accordo, perché visto che gli studenti finora sono stati a casa a fare in DAD, potrebbero benissimo continuare fino a giugno per il loro bene stesso, insomma. Siccome è uno slittamento alla fine di 20 giorni, direi che potrebbe andare anche bene. Da un lato sì, però dall'altro secondo me non ci sono le condizioni dal punto di vista anche per esempio del caldo che c'è appunto dentro le classi. Se pensa che se magari uno deve recuperare qualcosa, o comunque alla fine studia, per cui insomma ci si può adeguare secondo me. Io penso che per i ragazzi andrebbe bene che vadano a scuola in presenza, soprattutto che la socialità è importantissima per i ragazzi. Credo che non sia una brutta idea prolungarla, visto che le superiori hanno fatto metà anno a casa e di conseguenza credo sia una buona idea. Diciamo, togliere le certezze alle famiglie sui tempi eccetera diventerebbe un problema, insomma. Penso sia un po' pesante, onestamente. Io credo che però sarebbe importante sfruttare questa opportunità quest'anno di prolungare almeno un mese la didattica normale, insomma. Penso che sì, sia giusto farli fare fino a giugno, perché hanno fatto troppo in casa. Secondo me è giusto, ma dovrebbero dare un incentivo ai professori, perché non è giusto che lavorino il mese di giugno per un problema che non è dovuto a loro. I grandi è anche giusto che si preparino a dovere. Secondo me apprezzerebbero di più forse il fare il secondo semestre fatto bene e iniziare a settembre tranquilli. È importante per i ragazzi
poter partecipare alle attività scolastiche. Vista la situazione che c'è, penso che si potrebbe mantenere la solita data di chiusura e non prolungare per altri giorni, quindi questo sì. Ecco, insomma, avete sentito, no? Che cosa hanno detto e che cosa hanno risposto anche i ragazzi su questo tema. Noi adesso ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori. No, non c'è ancora. Allora, meteo, pubblicità e dopo a Marghera con Ilaria Marchiori. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. La perturbazione sfila via verso i Balcani, la pressione atmosferica torna a salire e dunque il tempo migliora decisamente sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 11 febbraio. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, sarà una giornata piuttosto soleggiata, vedete, con cielo sereno o solo localmente poco nuvoloso. Maggiori addensamenti sulla pianura meridionale ma senza ulteriori conseguenze. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece fino ai 13 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole come vedete su tutte le province, non sono attese piogge particolarmente degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime fino a 3 gradi, massime invece fino a 11-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove non cambia la previsione, anche qui bel tempo stabile e senza precipitazioni degne di nota, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime invece fino agli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. 13:32, buongiorno, ben ritrovati in questa edizione straordinaria di Antenna 3. Da poco terminato il punto stampa del Presidente Zaia. Allora, come osiamo fare di consueto, ci colleghiamo subito con l'unità di crisi di Marghera per la nostra Ilaria Marchiori, fare il punto su quanto detto in questo punto stampa. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. È da poco terminata la conferenza stampa. Allora, innanzitutto il governatore ha aperto la conferenza odierna dicendo che non dovrebbero esserci particolari sconvolgimenti per quanto riguarda la nostra zona e che quindi dovrebbe essere confermata la zona gialla sia per quanto riguarda l'RT che è a 0,71-0,72 e per quanto riguarda l'incidenza che Zaia ha detto essere buona sotto i 198-96. Questo non significa però che non ci sia preoccupazione, anzi continua ad esserci preoccupazione, ha sottolineato il governatore, in particolare per quanto riguarda il centro Italia che in questo momento si trova sotto pressione per quanto riguarda la diffusione di una grossa infezione, mentre prima era più il nord Italia, il nord-est, ora invece si tratta del centro Italia e questo desta ovviamente preoccupazione. È stato chiesta anche disponibilità di personale alla protezione civile e quant'altro. Il governatore si è detto disponibile nel momento in cui si libereranno altri letti, altri posti per quanto riguarda i ricoveri e altri posti in terapia intensiva. Al momento però non si può rinunciare al proprio personale, ma questo non significa che nel momento in cui appunto si libereranno posti non si potrà aiutare. La nostra regione è comunque disponibile. Quello che preoccupa, come ha detto, è sempre la questione delle varianti. Domani tra l'altro dovrebbe essere presentato l'esito, il primo esodo delle sequenziazioni
negoziazioni che sono state effettuate nelle scorse settimane. L'appello comunque del governatore rimane quello di continuare a rispettare le regole perché sono fondamentali. E poi ancora la partita dei vaccini, sta continuando la trattativa della Regione, si stanno scandagliando un paio di proposte e proprio ieri addirittura sono arrivate delle proposte al Presidente, una cinese, una russa e poi una di quelle che riguarda i vaccini autorizzati. Dunque la Regione sta lavorando intensamente in tal senso, il dottor Flor sta esaminando appunto un paio di proposte e dunque si cercherà di capire, se non nei prossimi giorni ma dalla prossima settimana, come sta andando la situazione. Comunque il Presidente ha detto che nelle prossime settimane il mercato sarà sempre più libero e di conseguenza si potrà anche acquistare con maggiore facilità. Per quanto riguarda invece la gestione di questo da parte dell'Europa, secondo il Presidente è stata una partita gestita male. Ecco, se non ci sono altre domande, so che i tempi sono stretti, per cui restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, grazie e buon lavoro a te e a tutta la redazione di Venezia. Allora sì, a voi. I tempi sono stretti e abbiamo ancora tante cose da raccontarvi. Io ringrazio e saluto il segretario generale della CISL di Treviso, Massimiliano Paglini. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori, grazie dell'invito. Allora, senta segretario, ieri il presidente incaricato Mario Draghi ha incontrato i sindacati. Partiamo da qui, cioè qual è il ruolo? Allora, intanto quali sono i punti saldi, no? Quali sono le grandi richieste del sindacato in questa fase? Immagino il primo è l'orizzonte dello sblocco dei licenziamenti al 31 marzo, ma che cos'altro avete a cuore in questa fase? Ma guardi, le priorità sono le stesse del governo Conte, ovvero condivisione della Next Generation EU, cioè il Recovery Plan, quindi la condivisione della programmazione e della pianificazione. 2, il problema sanitario, rafforzamento della rete sanitaria, delle strutture sanitarie dopo un'epoca in cui i tagli alla sanità sono stati enormi. 3, la questione degli investimenti, la questione della crescita, dello sviluppo, che passa attraverso lo sblocco dei grandi cantieri, delle infrastrutture. 4, la questione del lavoro, collegata a quello che diceva prima, ovvero il tema dell'occupazione, il tema dello sviluppo, ma ovviamente anche il tema dello sblocco dei licenziamenti, nel senso che non è possibile in questa fase pensare di arrivare a uno sblocco secco dei licenziamenti, ma serve una fase di accompagnamento che passi attraverso l'introduzione di politiche attive per il lavoro, per la riqualificazione, la ricollocazione e la formazione dei lavoratori. Dentro questo quadro, e ovviamente l'ultimo, non ultimo, il tema del fisco, della riforma fiscale. C'è una piattaforma, una proposta unitaria CGIL Istituti che è stata presentata all'allora governo precedente e che necessita di essere presa in mano, di essere affrontata, perché va spostata la tassazione dai salari, dal lavoro dipendente alle rendite, ma non solo, ai grandi capitali. Questi sono i temi che noi abbiamo presentato. Cosa ne pensa della riforma progressiva del fisco che in qualche modo sarebbe trapelata in questi giri di consultazioni? Draghi avrebbe detto già di no alla flat tax, che era una delle richieste della Lega Nord. Lei che cosa ne pensa di quello che starebbe trapelando? Beh, se la riforma della tassazione prevede una progressività così come stabilito dalla Carta Costituzionale, noi siamo d'accordo. Però qui c'è un tema enorme, tanto di recupero di evasione fiscale, che è uno dei problemi atavici del Paese. L'altro tema è la tassazione delle rendite, che oggi sono tassate minimalmente e non hanno invece incidenza rispetto alla tassazione sul lavoro dipendente, sui salari, sulle pensioni. Quindi se questa è la direzione che il Presidente Draghi intende percorrere, troverà nel sindacato, nella CISL, assolutamente sostegno e condivisione degli obiettivi. Cosa significa secondo lei che Draghi abbia voluto in questa fase, dopo il giro di consultazioni politiche, incontrare i sindacati? È un bel segnale. Assolutamente sì, in controtendenza rispetto alla fase precedente.
Noi auspichiamo che si apra una stagione proprio per le emergenze e la straordinarietà della fase, del momento storico che viviamo, si apra una stagione di concertazione, che si riprenda quel circolo virtuoso che ha portato benefici al Paese, al lavoro, all'occupazione, ai pensionati, alle donne e agli uomini del Paese, attraverso la concertazione e quindi la condivisione degli obiettivi, che passa attraverso ovviamente la valutazione e la mediazione di tutte le istanze, di tutti i soggetti che compongono la società e il quadro economico, ovviamente tenendo conto delle istanze che il sindacato porta, che rappresenta milioni di lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati. Ha usato anche lei la parola mediazione, come gli ospiti che abbiamo avuto nell'apertura di questa edizione straordinaria, Simone Scarabelli, Movimento 5 Stelle, Nicola Finco, Lega Nord, hanno detto entrambi, per chiarire la loro presenza come partiti di opposizione a questo governo, la parola mediazione, cioè in questo momento è necessario essere uniti e quindi mediare anche sui propri valori e sulle proprie posizioni politiche per un obiettivo più grande. Lei ci crede in questo grande governo dove dentro c'è la destra, c'è la sinistra, ci crede? Lei pensa davvero che ce la facciamo come Paese? Credo che sarebbe il salto di qualità, la raggiunta maturità del Paese. Io ricordo nei paesi della nostra Europa, nei momenti cruciali, penso alla Germania, la Grande Coalition, governi che hanno tenuto conto di tutte le componenti proprio perché c'era bisogno di attraversare fasi straordinarie. In questo caso siamo in una fase straordinaria di emergenza, per cui il governo, io lo chiamerei di responsabilità nazionale, credo che sia la giusta soluzione alle necessità del Paese. Dopodiché li vedremo alla prova dei fatti, i ministri, lo stesso Presidente Draghi, che comunque è una figura di alto spessore, di alte competenze e di alto profilo istituzionale. Io personalmente credo che questa sia la strada giusta che il Paese deve percorrere e il Presidente Mattarella ha visto giusto. Chi le piacerebbe che ci fosse al Ministero del Lavoro? Si è fatto un'idea? Non tocca a noi esprimere candidature, però chiaramente una figura che ha grande attenzione alle esigenze del lavoro, alle esigenze della ricostruzione degli ammortizzatori sociali, della costruzione degli ammortizzatori sociali per tutti, non solo per una parte del mondo del lavoro, che è un altro tema che poi è stato presentato ieri al Presidente Draghi. Quindi credo che ci sia necessità di una figura che abbia una grande sensibilità e attenzione al mondo del lavoro, che deve coniugare competitività, che deve coniugare crescita, che deve coniugare flessibilità, ma che deve coniugare soprattutto stabilità nel tempo dell'occupazione. Ecco, allora secondo lei che idea si è fatto del recovery plan e secondo lei come dovrebbero essere allocate le risorse perché davvero ci sia la competitività, come dice lei, che ci siano gli investimenti giusti per far ripartire il lavoro, ma con insomma, dei contratti a tempo indeterminato sostanzialmente, no? Cioè creare nuovo lavoro? Innanzitutto sugli investimenti in infrastrutture, quindi riaprire i cantieri, aprire talvolta perché non sono mai stati aperti i cantieri, le grandi opere, dopodiché serve un investimento nella digitalizzazione, la riforma tanto auspicata, tanto invocata anche da parte sindacale della pubblica amministrazione nell'ottica di efficientarla, questa pubblica amministrazione che non sia solo elemento di burocratizzazione. Poi la formazione, la scuola, dicevo, la sanità, noi vediamo questi temi nel recovery, però soprattutto serve una pianificazione centrale e locale. Tra le cose che abbiamo chiesto al Presidente della Camera di Commercio, al Sindaco Conte, è che si aprano tavoli locali per progettare assieme la Treviso e il Veneto del futuro. E per fare questo servono tutte le parti sociali, tutti i soggetti politici, tutte le componenti della comunità. Allora guardi, io adesso devo lanciare uno spot ministeriale e poi parleremo proprio di questo, no? Allora di Treviso, toccando anche un'interdittiva antimafia, interdittiva per mafia che è stata la notizia insomma di alcuni giorni fa legata all'appalto per una scuola, quindi anche una possibile riforma del codice degli appalti. Quindi lancio lo spot e tra pochissimo torniamo a parlarne.
Eccoci di nuovo insieme, saluto ancora il segretario generale della CISL di Treviso, Massimiliano Paglini, con cui stiamo facendo un po' un excursus. Siamo partiti dal nazionale ma adesso arriviamo anche al locale. Le faccio un'ultima domanda, ha visto un po' quello che è emerso sulla scuola e anche quello che ha detto Zaia, anche Zaia si trova d'accordo nel non prorogare le lezioni scolastiche fino a giugno perché significherebbe in qualche modo ritenere e ammettere che la didattica a distanza non ha funzionato. Beh, che non abbia funzionato è sotto gli occhi di tutti, un po' per carenza di mezzi da parte delle famiglie, ma soprattutto perché ci sono problemi di linee di reti digitali. Se fosse solo per gli insegnanti e per le strutture scolastiche, credo che la didattica avrebbe comunque centrato l'obiettivo, perché io devo riconoscere il grande impegno che c'è stato da parte di tutti, gli operatori, gli insegnanti, i ragazzi soprattutto, che hanno messo con grandi sacrifici l'anima per poter partecipare. Di certo comunque la didattica a distanza o va ripensata o così com'è non funziona. Il problema della scuola, e quindi anche la proposta che ha fatto il Presidente incaricato Draghi, deve rientrare nell'alveo di una programmazione, una progettazione di tutta la scuola, una nuova progettazione della scuola, perché così com'è è chiaro che sembrerebbe un intervento spot che non ha senso, cioè solo il prolungamento di un mese del periodo scolastico. Quindi quello che io penso, interpreto perché non ho partecipato, interpreto il pensiero del Presidente incaricato Draghi è che lui voglia arrivare a una riforma scolastica che vada nell'indirizzo, nella direzione di qualificare, di rafforzare la formazione, di rafforzare il profilo formativo degli studenti proprio nell'ottica di integrare attività economiche produttive con le imprese, con il mondo scolastico. Io credo che se questa sarà la direzione va proprio nell'ottica di quello che noi abbiamo proposto da sempre ai precedenti governi. Paglini, lei si è espresso molto duramente attraverso un comunicato stampa nel caso, riguarda proprio una scuola, ma insomma la scuola Don Milani di San Zeno a Treviso, di questa interdittiva, la seconda per la verità che sarebbe arrivata, hanno bloccato i lavori, questo appalto, perché la ditta, il consorzio che stava gestendo l'appalto potrebbe avere qualcosa a che fare con la mafia o potrebbe essersi mosso con contatti insomma di questo tipo. I contorni ovviamente non sono chiari, noi ne abbiamo parlato con la prefettura, abbiamo parlato anche col comune di Treviso che ha detto noi abbiamo assegnato l'appalto alla ditta che ha vinto, poi quando è emersa questa interdittiva per mafia abbiamo immediatamente tolto l'appalto, anzi i controlli li abbiamo chiesti proprio noi, nonostante questa ditta fosse inserita nella famosa white list, cioè per partecipare ad un appalto bisogna avere la fedina penale pulita. Lei è intervenuto perché di fatto ha detto forse c'è qualcosa nel codice degli appalti che deve essere cambiato. Sì, non a caso abbiamo sottoscritto come CGIL e CISL Will con le controparti datoriali e con la Regione un protocollo sul codice degli appalti del Veneto. Una delle questioni è innanzitutto il massimo ribasso, non può essere l'unico strumento che regola gli appalti, la cosiddetta deregulation che era stata introdotta da qualche governo precedente, perché attraverso la deregulation passa il dumping contrattuale, ovvero il non rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela, l'applicazione di contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, passa sempre attraverso la deregulation tutta quella parte di infiltrazioni mafiose che cercano di riciclare il denaro. Non a caso abbiamo anche rappresentato gli ultimi dati sull'andamento delle segnalazioni e delle operazioni sospette che sono obbligatorie per gli intermediari finanziari, sono cresciute nel primo semestre del 2020 rispetto al 2019 stesso periodo del 10%. Non abbiamo ancora il dato perché non è ancora stato pubblicato dalla Banca d'Italia, ma crediamo che sarà in crescita anche per il secondo semestre del 2020. Cosa significa questo? Significa che l'economia sommersa, che ha un giro d'affari stimato di 100 miliardi solo nel nostro paese, frutto di azioni malavitose, di traffico di armi, di droga, eccetera, eccetera, cerca di lavare il denaro, perché questo si chiama in termini inglese washing, cerca di lavare il denaro attraverso l'intervento negli appalti con l'acquisizione al massimo ribasso di
di opere pubbliche e poi subappaltarle, quindi c'è tutto il tema dei subappalti, tutto il tema dell'applicazione dei contratti collettivi, come dicevo prima. Dentro questo spaccato è necessario un presidio, una attenzione da parte di tutti i soggetti. Non a caso la prefettura, la prefetta Laganà ha già emanato 3 interdittive antimafia, che sono tutte quelle in un mese, che sono tutte quelle che ha emanato in un anno intero nel 2019. Perché di solito l'economia sommersa dell'economia frutto della malavita si insedia nei settori economici, negli ambiti economici dove c'è dinamicità, dove c'è crescita. Quindi lei dice anche che mi perdoni, ma mi viene in mente il bonus del 110%, no? Adesso per l'edilizia che potrebbe fare. Questo è un altro grosso rischio che corriamo se non ci sarà un presidio, una regolamentazione adeguata di tutta la materia e degli appalti. Però mi pare che ci sia un'attenzione forte anche da parte della prefettura e quindi noi crediamo che su questo si possa lavorare. Siamo sconvocati tra l'altro assieme a tutti gli altri soggetti il 25 di febbraio proprio su uno di questi temi, che è quello delle infiltrazioni. Senta, il Ministro per la transizione ecologica, no? Cioè questo andare verso un nuovo concetto di sostenibilità dell'ambiente, lei ritiene che questo possa portare a nuovi posti di lavoro per il nostro Paese? Le stime che alcuni istituti di ricerca stanno pubblicando dicono che quello è l'ambito, la transizione ecologica, la transizione verde, l'economia sostenibile sarà uno dei settori che genererà più occupazione a livello mondiale, quindi anche nel nostro Paese, nei prossimi anni. Quindi questo sicuramente è un tema. Non so se serve un ministero per fare questo, perché comunque c'è già il Ministero dell'Ambiente, ci sono già competenze diffuse nei nostri già esistenti. Poi se effettivamente servirà un ministro dedicato a fare questo, ne prenderemo atto. Però io credo che se già i ministeri dovessero applicare le proprie competenze con attenzione e con sagacia, credo che basterebbero comunque al raggiungimento degli obiettivi. Ma comunque nella transizione ecologica, nel futuro sostenibilità, sta una parte dello sviluppo del Paese e dell'occupazione e della tenuta occupazionale del Paese. Senta, ha visto che cosa sta succedendo con i navigator, questa sorta di flop di questa figura professionale, emanazione un po' diciamo del reddito di cittadinanza, che cosa ne pensa? Penso che lo spirito fosse corretto, ovvero una figura che possa accompagnare alla ricerca del lavoro è stata vanificata dalla si può dire, approssimazione con cui sono stati individuati queste figure. Non parlo dei singoli soggetti, ma del progetto complessivo, perché il navigator da solo, senza una riforma degli ammortizzatori sociali, perché il reddito di cittadinanza dovrebbe essere un ammortizzatore sociale che viene erogato al lavoratore che perde il lavoro nel momento in cui lo sta cercando, ma il navigator serviva a cercare il lavoro. Ma se poi il lavoro non c'è, i navigator non fanno quello che dovrebbero fare. Quindi se il Presidente incaricato Draghi, assieme alle organizzazioni sindacali, riprogetterà tutta la parte del welfare, del sostegno al lavoro, a chi lo perde e a chi lo sta cercando, attraverso una riforma dei navigator e del reddito di cittadinanza, come dicevo prima, troverà a massima accoglienza da parte nostra nel progetto che lui porterà avanti. I navigator, così come sono stati un flop. Quindi anche lei insomma lo ritiene una gestione non buona, non efficace, non ovviamente. Adeguata, non adeguata. Senta, ma dal punto di vista della formazione invece, anche la riqualificazione dei lavoratori, perché in questa fase è evidente che il coronavirus, la pandemia ha stravolto, no? Anche determinati modelli produttivi, determinate figure professionali. Vediamo quanta gente ora si trova in smart working. Lei ritiene che anche come formazione dei lavoratori per un loro reintegro all'interno del mondo del lavoro stiamo facendo bene, oppure si può fare di più? No, stiamo facendo male, nel senso che non stiamo facendo quello che serve, indirizzare i lavoratori a percorsi alternativi nel momento in cui perdono il lavoro
verso lavori che ci sono, verso settori che comunque sono dinamici, ma penso per esempio in provincia di Treviso al settore del legno, che è un settore che stranamente, probabilmente stanno cambiando anche le abitudini dei consumatori, sta riprendendo l'attività ed è molto forte la produttività, la produzione di questo settore. Quindi non stiamo facendo bene perché anche l'alternanza scuola-lavoro, l'integrazione con i percorsi formativi, l'università, le scuole superiori non ha portato frutto e quindi si è fatta questa alternanza scuola-lavoro, ma di per sé poi quando lo studente esce dal percorso di studi si trova un po' spaesato. Quindi c'è questo tema come quello, come dicevamo prima, della riqualificazione del lavoro ed è una delle richieste che stiamo presentando, abbiamo presentato per molto tempo ai due governi Conte sulla necessità di politiche attive di collegamento tra domanda e offerta di lavoro e la riqualificazione, i percorsi di riqualificazione e di formazione per quei lavoratori che perdono il lavoro. Ma questo rientra sempre nel progetto ammortizzatori sociali, Navigator, che è tutto un tema di sviluppo del lavoro, dell'occupazione che è strategico per quello che affronteremo quando riprenderà l'economia, perché auspichiamo tutti che l'economia riprenda e usciremo dall'emergenza. Senta Paglini, in ultima battuta non posso non chiederle un pensiero per Franco Marini, recentemente scomparso ed ex segretario proprio della CISL. Guardi, il pensiero più bello ce l'ha rappresentato una signora anonima che si è qualificata solo con nome e cognome, che ha fatto giungere alla nostra sede di Conegliano un mazzo di fiori per il cordoglio alla morte di Franco Marini. E non è nemmeno iscritta perché abbiamo cercato questa signora Maria Teresa, mi pare si chiama, non è iscritta nemmeno alla CISL, ma questo per dire che cosa? Che Franco Marini è una figura importantissima per noi della CISL perché è uno dei nostri padri nobili, ma è una figura importantissima anche per la vita democratica del Paese, della nostra Repubblica. Infatti noi lo ascriviamo come padre nobile anche della Repubblica, della democrazia della nostra Repubblica. E Franco Marini è stato comunque una figura di grande spessore, attenta alla solidarietà, al sociale. Aveva anche una caratteristica che ancora oggi ci domandiamo, ci interroghiamo come facesse, riconosceva tutti anche a distanza di tempo, magari l'aveva conosciuto solo una volta, ma si ricordava il nome, si ricordava la provenienza, quindi aveva questa grande sensibilità umana e sociale che lo hanno fatto diventare poi questa figura di riferimento per la CISL e anche per il Paese, per la politica. Certo, ed è sempre utile insomma trarre spunto, no? Anche per una visione del futuro dalle persone che hanno dato alla politica, lui è stato anche appunto Ministro del Lavoro e potrebbe essere importante anche la sua eredità. Presidente del Senato. Grazie per essere stato in nostra compagnia Massimiliano Paglini, grazie, buon lavoro a lei. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Segretario generale della CISL di Treviso, adesso noi torniamo in pubblicità e poi andremo a Jesolo con il presidente degli albergatori e ancora abbiamo ospite Elisa Adamo. Tra poco. 14.02, ben ritrovati, ancora mezz'ora per stare insieme e parlare di notizie, darvi informazioni. Saluto e ringrazio il nostro prossimo ospite, il presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, Alberto Maschio, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie Alberto per essersi collegato con noi. Io le lancio una serie di input. Oggi sul Corriere della Sera c'era la notizia della Grecia che lancia questa provocazione, dice apriamo al turismo solo per gli immunizzati, e poi c'è l'asse Riccione-Jesolo per far ripartire anche la Movida, no? Che di fatto è rimasta ferma la scorsa estate. Cioè si potrà tornare ad andare in discoteca con un patentino vaccinale, con i tamponi all'ingresso, insomma anche Jesolo punta su questa estate per ripartire con questa sorta di patentino vaccinale. Che cosa ne pensa? E poi parliamo insomma della situazione degli albergatori. Che cosa ne pensa come punto di vista? Ma allora io prima di pronunciarmi sul patentino, domanda che mi è già stata fatta nei giorni scorsi, vorrei ben capire di cosa stiamo parlando, perché in questo momento è più una bandierina che si sta sventolando, ma capiamole in che modo, in che modalità, in che senso. Io finché non ho coscienza di questo onestamente faccio fatica ad esprimere un giudizio. Posso solo dire che abbiamo vissuto una stagione 2020 senza patentini, senza la prospettiva di un vaccino,
nonostante tutto, fortunatamente e grazie anche alla responsabilità degli imprenditori che hanno aperto e le aziende che hanno operato in osservanza dei vari protocolli, ed è questo il vero tema poi riguardo anche l'apertura delle discoteche, si è riusciti ad affrontare una stagione direi in totale sicurezza fortunatamente. Per quanto riguarda l'apertura dei locali, è chiaro che fa parte dell'offerta turistica della nostra costa e Jesolo e Riccione su questo sicuramente hanno un peso rilevante. Auspichiamo che si possa trovare, come è stato fatto per vari altri settori, dei protocolli che tutelino chi opera all'interno di quel settore, chi potrà fruirne, quindi i vari avventori, i clienti di questi ambienti, per far sì che possano operare e lavorare, perché non possiamo permetterci di perdere un patrimonio anche imprenditoriale, oltre che culturale, delle nostre coste, delle nostre località, che fanno parte, come dicevo all'inizio, dell'offerta turistica. Quindi è solo una questione di protocolli e di indicazioni da poter osservare per la riapertura. Senta, voi come associazione siete partiti con una sorta di click lavoro proprio per cominciare già a porre le basi per nuove assunzioni per la stagione. Questo significa comunque guardare con positività l'estate che ci attende. Direi che è insito nel fare impresa. Noi ci crediamo sul fatto che la stagione estiva possa avere degli esiti anche migliori rispetto a quelli che abbiamo vissuto nel 2020. Sicuramente abbiamo un pizzico in più di consapevolezza della situazione, credo certamente siamo più preparati e capaci di affrontarla, quindi dobbiamo necessariamente guardare al futuro, non possiamo nel giro di una settimana pensare alla stagione, aprire gli alberghi e fare le assunzioni. Il nostro fare impresa richiede programmazione. In questo momento abbiamo fatto questa giornata di Recruiting Day, quindi cosiddetta Job Day, dove abbiamo incontrato singolarmente come azienda circa 40 candidati per azienda per finalizzare delle assunzioni in prospettiva della stagione. Chiaro che abbiamo bisogno di certezze e garanzie sulle possibilità di apertura, ma soprattutto sui tempi certi per poterlo fare. Noi non siamo mai stati chiusi, non lo siamo mai stati neanche l'anno scorso, ma siamo rimasti spesso in balia delle decisioni che tardavano ad arrivare. Ripeto, un albergo per aprire ha bisogno di almeno 3 settimane di lavori per l'apertura, quindi non possono dircelo all'ultimo quando la gente potrà muoversi liberamente per turismo. Abbiamo bisogno di sapere in anticipo per poter programmare le aperture e anche per dare certezza a quelle migliaia di lavoratori che operano nel settore del turismo, e solo la Costa Veneta nel comparto alberghiero impiega circa 13.000 persone. Abbiamo bisogno di dare una risposta a tutti questi, oltre che alle aziende alle quali ovviamente le dobbiamo, e ricordo che dietro le aziende ci sono sempre delle persone, delle famiglie, quindi insomma parliamo sempre di persone. Certo. Senta, ma come la vede lei la proposta che un po' è stata fatta appunto in questa famosa asse Riccione-Jesolo per la riapertura della Movida, ma potrebbe essere applicata anche in tanti altri contesti, quindi il ristorante piuttosto che l'accesso all'albergo, il tampone rapido in entrata, come lascia passare per poter tornare alla normalità? Cosa ne pensa? Lei pensa anche come associazione potreste anche accollarvi, diciamo, una parte del costo di questi tamponi pur di tornare a garantire insomma anche un servizio a 360 gradi ai clienti? Guardi, io non ho titolo per dirle se ci accolleremo o meno i costi per l'acquisto di tamponi, ancorché non lo faccia la Regione, come sto sentendo recentemente per altri modi. Però al di là di chi acquista il tampone, io credo che dobbiamo partire innanzitutto da un'assunzione di consapevolezza e soprattutto avere coscienza della situazione che stiamo vivendo tutti. Quindi chiaramente l'invito e l'auspicio è che i giovani, chi frequenta questi locali, questi ambienti, abbia quella tutela, quell'autotutela, quella consapevolezza che bisogna prestare attenzione e non prendere sotto gamba quello che stiamo vivendo, perché poi le conseguenze, ancorché non siano direttamente sanitarie per chi le affronta con troppa leggerezza, diventano problematiche di carattere sociale ed economico, perché ci portano a ulteriori chiusure, a ulteriori lockdown, e questo fa estremamente male alle imprese e, ripeto, alle famiglie che vivono dietro le imprese. Io ribadisco, io auspico che si trovi il metodo. Poi il tampone rapido, spesso criticato per la sua efficacia ma soprattutto per la sua attendibilità, è senz'altro comunque uno strumento di prima diagnosi per poter valutare l'accesso alle strutture.
Ora, dire che sia questa la soluzione, onestamente non è il mio campo, cerco di fare l'albergatore, presidente di categoria, e dell'ambito sanitario non me ne occupo. Ma lo accetterebbe volentieri come condizione, perché adesso il governo Draghi ancora non sappiamo come si porrà di fronte al tema delle riaperture, dello spostamento tra regioni, come gestirà insomma i grandi flussi turistici che ci saranno sicuramente quest'estate. Noi saremo sicuramente al tavolo per cercare di fargli capire quali sono le esigenze del comparto, del settore e quindi indirizzarlo verso strade corrette e coerenti anche con quello che stiamo passando e vivendo, perché non l'abbiamo mai fatto e continueremo in questa veste invece a perseguire quella strada di coerenza, di consapevolezza della situazione del momento, quindi non verremo mai meno. È chiaro che l'aspetto sanitario prevale rispetto a tutto, però dobbiamo stare attenti che ovviamente di non morire per Covid, ma non morire di fame, di non far chiudere le aziende, perché poi rischiamo di avere dei problemi sociali ben diversi. Quindi dobbiamo avere una visione d'insieme delle cose e guardare avanti, non un pezzo alla volta, cosa che spesso nel nostro sistema paese viene fatto. Cerchiamo di pensare ad un singolo comparto, ad una singola situazione, pur sapendo, ma non tenendone conto, che ogni situazione, ogni comparto è concatenato ad altri e che quindi una scelta comporta delle conseguenze su altri settori, su altri fronti. Quindi una visione d'insieme prospettica, questa è quella che auspichiamo. Sulle riaperture, insomma, uno storico recente, ripeto, penso alla stagione scorsa, ce l'abbiamo e ripeto, eravamo molto meno preparati di come lo siamo in questo momento. Il piano vaccinale non era neppure partito, anzi non c'era ancora un vaccino da spendersi, voglio dire, per portare avanti un piano. Oggi abbiamo molto di più e quindi mi auguro che le possibilità di aperture, che gli indirizzi che si avranno saranno sicuramente auspicabilmente più aperti e che guardino a una nuova normalità, sostanzialmente, e ci portino ad una nuova normalità. Quando inizia per voi la stagione? Di solito inizia abbastanza presto, ragionevolmente quest'anno credo che la Pasqua sia difficile augurarsela, pur continuando a conservare delle speranze in merito. Direi che con maggio contiamo di poter iniziare ad aprire in massa e di poter ospitare in sicurezza, come abbiamo già fatto, più ospiti possibili. Cosa ne pensa dei colleghi della montagna che invece hanno visto la stagione scistica partire probabilmente il 15 febbraio? Siamo ovviamente vicini ai colleghi della montagna. C'era un vecchio detto sulle spiagge che diceva che quando va bene in montagna d'inverno va bene d'estate in spiaggia poi, quindi è chiaro che siamo vicini a loro e sappiamo benissimo il momento, ma soprattutto l'angoscia con il quale lo si vive, perché ripeto, l'incertezza, il sentirsi dire aprite fra una settimana, no, aprite fra due, no, aprite a metà settembre, a metà febbraio, fa male, è incertezza, ripeto, l'incertezza fa male a chiunque. Fortunatamente mi sento di dire sono riusciti in qualche modo a fare una parte di stagione estiva che in qualche modo ha aiutato ad arrivare ad oggi, ma è chiaro che insomma, abbiamo piccole e medie imprese che non sono in grado, come le grandi imprese in realtà, di sostenere questi cali di fatturato così importanti a lungo, e abbiamo bisogno di ripartire quanto prima, pena, ahimè, la cancellazione dal mercato di molte aziende, di molte imprese e di molte famiglie, quindi la necessità è grande. Ce lo auguriamo assolutamente. Grazie Maschio, grazie, buon lavoro a lei grazie a voi. E al comparto. Presidente dell'Associazione Jesola Albergatori, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Allora, a questo proposito vi do una notizia legata al Carnevale. Continua fino a martedì Grasso il Carnevale di Venezia nella inedita versione digitale di questa edizione 2021. In quest'anno condizionato dalla pandemia, il Carnevale infatti entra nelle case con il web e permette di sperimentare questa famosa distanza necessaria. L'appuntamento in streaming prosegue da Cave Dramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, tutti i giorni a partire dalle 17 per un'ora e mezza. Quindi insomma avete visto, no? Stiamo parlando di turismo per quest'estate, il turismo marittimo, però insomma ricordiamoci che siamo in pieno carnevale e questo è davvero un carnevale diverso dal solito. Andiamo a vedere invece che cosa è successo, perché questo weekend è San Valentino, 14 febbraio domenica. Andate a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Padova, che racconta per fortuna di un boom di prenotazioni alle terme proprio per San Valentino.
Un fine settimana per riaccendere la speranza, oltre che l'amore. Il weekend di San Valentino ha il sapore di una piccola ripartenza per gli hotel del bacino termale, profondamente segnati dalla pandemia. Secondo Federalberghi Terme, su 90 strutture del territorio sono circa una ventina gli alberghi che hanno già scelto di riaprire, complice il ritorno in zona gialla, per offrire un servizio alle coppie di innamorati che vogliono trascorrere un fine settimana romantico. Siamo circa su 2.500 prenotazioni negli alberghi che sono aperti e quindi avremo dai 5.000 ai 7.500 presenze che registreremo in questo fine settimana di San Valentino. Questa pandemia che è veramente terribile e che sta mettendo in grandi difficoltà non solo le imprese ma anche le persone stesse. E quindi è un momento in cui trovare un po' di pace. Le prenotazioni negli hotel saranno ovviamente contingentate, non si accoglieranno più del 60% delle richieste sul totale dei posti letto. Gli standard di sicurezza sono elevati. Nelle strutture termali adesso stiamo inserendo la metodologia del turno per poter accedere a tutti i servizi in serenità e soprattutto in sicurezza, che è la cosa fondamentale, specialmente nei reparti dedicati all'acqua, quindi alla piscina termale, dove la gente può immergersi comunque in sicurezza, perché le piscine con il cloro sono già un luogo particolarmente sicuro. Diciamo che dal punto di vista poi della fruizione di tutti i servizi, avendo bloccato le prenotazioni a circa un 60% della capienza di tutte le strutture, abbiamo ragione di credere che la sicurezza verrà mantenuta e sarà garantita in maniera costante e soprattutto senza difficoltà. Le coppie ospiti negli alberghi potranno cenare in sala, camerieri e personale saranno sottoposti a screening anti-Covid, vietato il buffet, consentito solo il servizio al tavolo. San Valentino si preannuncia un banco di prova per una tanto attesa ripartenza per il settore termale. L'intera categoria ha bisogno di risorse per iniziare a lasciarsi le spalle la crisi nera del 2020 che ha provocato un calo di guadagni che sfiora il 90%. Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. È l'ultima parte della nostra edizione straordinaria e vorrei toccare un tema a me caro. Ringrazio e saluto Elisa Adamo per essere tornata a trovarci. Elisa, buongiorno. Buongiorno a lei Anna, buongiorno. Allora io per ripresentarvi Elisa Adamo chiedo alla regia se può inquadrare un attimo la pagina Facebook di Elisa Adamo, perché vi voglio leggere un post con cui Elisa ha iniziato la sua giornata alcuni giorni fa e dice: che spreco la vita se non ci fossero i sorrisi, malinconici, sereni, tristi, silenziosi, imbarazzati, gioiosi, innamorati. Nulla è più bello e prezioso di un sorriso regalato. Grazie a tutti coloro che oggi me ne hanno fatto dono e poiché il sorriso è più contagioso del Covid, ora io lo porgo a voi. Mi perdonerai Elisa se ho voluto rendere pubblico un tuo post, ma l'ho trovato importante. Elisa è figlia di Walter Adamo, morto 2 mesi fa, se non sbaglio Elisa, correggimi, a causa del coronavirus, ex primario di ginecologia a Treviso, ha fatto nascere tantissimi bambini, una figura molto cara a tutta Treviso, quindi in questi giorni si è chiuso un bel progetto che tu hai testimoniato e hai portato avanti anche oltre il tuo papà. Ce lo racconti e ci dici quali sono i risultati che avete ottenuto? Certo, con molto piacere. Allora, quando appunto papà è stato ricoverato, abbiamo messo in piedi, ho deciso di mettere in piedi, siccome la tensione mediatica era molto alta, ho deciso di fare qualcosa di buono con tutta questa tensione che insomma era per la nostra famiglia. Quindi abbiamo deciso con mia mamma, mio fratello, mio marito e degli amici di aprire questa ODV che è appunto la Adamo, a disposizione dell'amore. E quindi abbiamo dato vita a questo progetto che appunto si chiama perché tuttora insomma si è concluso, però insomma continuiamo insomma a portarlo avanti, che appunto riguarda le donne e i loro bambini dell'ospedale di Tosamaganga in Tanzania, e il progetto si chiama La nostra sofferenza per la vita di un'altra.
E insomma, com'è andata? Papà poi è mancato, e lo dico sorridendo perché il vuoto che lui ci ha lasciato è enorme, però vi assicuro che lo sentiamo in tutte le cose belle che facciamo e portiamo avanti, e proprio per questo lo dico con molta commozione. Il risultato è stato incredibile perché hanno aderito tantissime persone e siamo riusciti a raccogliere quasi 25.000 euro. Picchia, è veramente una bella somma. Quindi questi soldi andranno direttamente a Tosamaganga. Esatto, attraverso Don Dante Carraro, che è appunto il direttore di Medici con l'Africa QAM, e prossimamente, i prossimi giorni, sarò appunto ospite della sede del QAM a Padova, ospite appunto di Don Dante, e con lui valuteremo esattamente dove andranno, in che progetto, in che opera effettivamente andranno questi soldi. E vogliamo ricordare che papà è partito proprio con i Medici con l'Africa, quindi lui, tutte le competenze tanto care, voglio dire, a tutti i trevigiani, proprio perché davvero è stato un primario amatissimo, che ha lavorato tantissimo e ha dato tanto a questo territorio, e lui le ha portate proprio in Africa. Esatto, è stato un viaggio che l'ha toccato molto, è stato qualche tempo fa, e al suo ritorno era entusiasta e si era ripromesso di portarmi, perché era una realtà che andava assolutamente raccontata. E un posto, un luogo comunque di sofferenza, perché ricordiamo che tanto è tranquillo per noi, diciamo, il parto qui in Italia, quanto per loro è, possiamo proprio chiamarlo un terno all'otto, perché c'è un altissimo tasso di mortalità sia della madre che del figlio, proprio durante il parto. Quindi, e lui è stato lì ospite, e il suo progetto a lungo termine era quello di tornare lì per occuparsi della formazione del personale locale. Infatti papà ha sempre creduto che fosse necessario dare a loro gli strumenti per poter appunto affrontare e riuscire ad arrangiarsi senza sempre aver bisogno comunque di un aiuto esterno. Senti Elisa, l'associazione che porta il vostro cognome va avanti comunque, no? Allora, questa è una raccolta, ma si va avanti, in che modo? Esatto, quindi il progetto l'abbiamo chiuso, anche perché insomma era giusto portare il frutto delle donazioni, portarlo in Africa. E l'associazione, però, l'organizzazione di volontariato resta assolutamente aperta, perché abbiamo deciso di prenderci cura, proprio visto il nome dell'organizzazione che è a disposizione del Lavore, di prenderci cura di un altro progetto. Quindi stiamo studiando, siamo in attesa insomma di capire esattamente come muoverci, però appunto l'organizzazione resta sicuramente aperta e a disposizione dell'Amore. Esatto, quindi tu stai raccogliendo un po' le redini, no? L'eredità che ha lasciato papà e portando avanti il suo progetto. Tu sei una fotografa sociale, quindi siamo anche convinti che potrai volare in Africa, no? Per raccontare queste realtà, e quindi magari abbiamo bisogno delle immagini per renderci conto di quali sono le situazioni di posti così distanti da noi, così lontani, e sono sicura che sarà uno dei tuoi obiettivi poter portare attraverso il tuo obiettivo, quindi quello della macchina fotografica, davvero questi racconti. A proposito di questo, ti faccio un'altra domanda. È di alcuni giorni fa la notizia che le persone in difficoltà, persone con la sindrome di Down, i malati oncologici, tanti malati cronici, sono stati inseriti come prima categoria, la primissima a cui destinare i prossimi vaccini che arriveranno. Tu con queste persone lavori, hai lavorato attraverso il progetto Scattiamo il cancro. Che sentimenti hai percepito tra queste persone, queste donne che tu hai fotografato, che hanno vinto la loro malattia, che però ovviamente ora hanno un livello di preoccupazione nei confronti del coronavirus
coronavirus più alto rispetto a quello magari di altre persone. Assolutamente, assolutamente. Infatti ci tengo proprio a ribadire questa cosa qua. Noi adesso stiamo iniziando a vedere un po' di luce in fondo al tunnel, diciamo, speriamo che il peggio sia passato, e il lockdown ci ha toccato nel primo periodo, ma insomma adesso ci hanno un po' lasciato un po' di libertà. Ricordiamoci invece che le donne chemioterapiche o comunque chi affronta un altro tipo di malattia, i disabili, quelli con le malattie, persone che hanno malattie respiratorie eccetera, continuano a vivere in un perenne lockdown già da prima per altre motivazioni del lockdown che ha toccato tutti noi, ma in particolar modo adesso, cioè loro non è che sono stati liberi a un certo punto come noi di uscire, la paura è tanta, e speriamo che coi vaccini, diciamo, riescano a riprendere un po' anche loro la loro vita tranquilla, perché è stato un duro colpo per i portatori di handicap, per i tumorati, per tutte queste categorie che io definisco a rischio. Sei ancora in contatto con loro? Io adesso chiedo se la regia, ho trovato una dei tuoi scatti per appunto la campagna Scattiamo il cancro, eccola qua. La tua mostra a Martellago, se non sbaglio, in qualche modo si è bloccata a causa del Covid. Raccontaci come andrai avanti con questo progetto. Beh, assolutamente sta andando avanti, Scattiamo il cancro. La mostra è stata ospitata in comune a Venezia, quindi è stato, diciamo, un bel risultato. Prima appunto di essere, l'idea era quella di una mostra itinerante per portare questi capolavori in giro, insomma, per il Veneto sicuramente. E quindi noi stiamo continuando a lavorare adesso, proprio per questo, grazie ai vaccini, insomma, speriamo di riuscire a riprendere a pieno regime la nostra attività, e le donne che vogliono provare questa esperienza e che ci hanno contattato sono moltissime, e di questo insomma ne siamo veramente felici, e abbiamo delle idee per coinvolgere anche i familiari, perché ricordiamoci, è vero che le protagoniste in questo caso sono le mie donne, i miei capolavori, però un occhio lo vogliamo dare anche al familiare che se ne prende cura. Grazie con Elisa. Anticipazione. Ok, però insomma hai già lanciato, ci hai dato là. Ti ringraziamo, attendiamo appunto allora l'appuntamento con Don Dante Carraro dei Medici con l'Africa QAM per capire, per avere il racconto di come saranno investiti, dove saranno destinati questi 25.000 euro che sono stati raccolti. Congratulazioni per il tuo lavoro e l'entusiasmo con cui appunto Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Scusi Anna, ma lo devo dire perché è un capolavoro, grazie. Grazie a te Elisa Adamo, arrivederci, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro. Ecco, abbiamo scelto di chiudere questa edizione straordinaria proprio con questa, che alla fine è una bella notizia, perché sono stati raccolti 25.000 euro che andranno in Africa, una piccola goccia nel mare, ma sempre comunque importante. Siamo davvero in chiusura, giusto per darvi la notizia che domani a Cortina d'Ampezzo si terrà l'incontro cruciale tra Regione e ANAS per la verifica dei progressi della progettazione della cosiddetta variante di Cortina, l'opera in vista delle Olimpiadi 2026 che introdurrà radicali interventi infrastrutturali per rendere più fluida la viabilità nel bellunese. Dunque il vertice domani municipio a Cortina, in questi giorni appunto Cortina è protagonista dei mondiali invernali di sci. Ed è tutto per questa edizione straordinaria, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna a partire dalle 18:30 su Antenna 3 con il TG del Veneto. Arrivederci.